Amici bellini. Beh sì. E beh, quando c'è da dire, c'è da dire. Via Alfonso Caputo. Che cosa sei tu? Abbiamo dovuto anticipare di un qualche minuto perché? Per un motivo molto semplice, non so quanti like siamo arrivati, ma ho visto molti like preventivi e siete bellini per questo, perché non potete, non fate mancare mai il vostro supporto e il vostro affetto, ma devo assolutamente ringraziare, perché prima che me lo perdo, ho fatto screenshot. Ci sono un paio di ringraziamenti da fare prima di cominciare a parlare di calcio, di partita, vedete? Ma è strano perché ho fatto lo screenshot così, stavo così. Macello. Maurizio Farias ha esagerato senza dubbio, la prima delle 4 è buona, voltiamo pagina, e sotto con l'Udinese, sempre forza Napoli e forza Napoli sempre, amico Farias, amico Maurizio, grazie mille per il tuo generosissimo supporto al canale. È un weekend che è cominciato proprio bene, devo dire la verità, e mi tolgo subito il dente perché i messaggi memorabellini erano tantissimi e devo fare una combo, perché messaggio memorabellino, Tore Falanga, ho preso lui, ma ce n'erano tantissimi proprio su questo stile, no? Aspettavo questo momento sul video, ovviamente, dell'intervista con Umberto, ma faccio la combo, divento piccolino, vedete solamente gli occhi, perché anche Tore Falanga in pre partita, che mi hanno detto che probabilmente non poteva attendere, però dovete capire una cosa, io non, grazie Tore, ma attendere io lo intendo all'inglese, to attend, non poteva attendere alla live, non attendere e aspettare. Sono cose bellissime. Allora, grazie mille, andiamo a salutare un pochino di persone che si stanno collegando, vediamo un pochino, siamo 137 rotti, ma io credo, aspetta, prima di salutare tutti, leggo il video, grazie Zampa di Leopardo, prima di tutto, il più bel regalo, vedi, l'hai detto, volevo farti la sorpresa, perché ho visto su Facebook e non sapevo se Facebook stava mentendo o meno, gli auguri ad Elpidio di Napoli, il più bel regalo del mio compleanno, dopo Chi voglio bene, forza Napoli, abbracci azzurri a tutti, non vorrei essere nei panni di chi prenderà le redini della squadra. Ragazzi, una valanga di auguri per Elpidio di Napoli. Mi piace fare anche gli auguri di compleanno, chiedo veniamente anche a Potito, che ha fatto gli auguri insieme a Rita, e il bambino purtroppo ha preso il sopravvento e quindi lui che ancora non ho deciso il nome, ce ne sono tanti che mi piacciono, ma c'è tempo, lui già parla, già così. Benissimo, auguri ad Elpidio. Buonasera Mark, buonasera Paolo, buonasera Fablo e tutti i moderatori con Fablo per tutti, no? Il Nightbot, buonasera Angela, stanno scattando veloci, messaggi molto bene. Malvin, Giuseppe Argento, Mary, Donata Esposito, irrobustendoci mentalmente, eppure è vero. Troppo dolci gli auguri per tua mamma. Oh sì, Massimo è la selvaggina. Massimo, la mia selvaggina. Sì, no, è perché tenevo pure paura. Perché lei, per esempio, festa della donna, lei non ama, non vuole gli auguri così, ma sulla festa della mamma ci tiene tantissimo. E quindi ci tenevo anche io a farlo anche pubblicamente, perché la mamma è sempre mamma. Micio, Vincenzo, Fernando, ma no, dobbiamo parlare di una serie di cose belle oggi, Christian, Angelo, scattano veloci, attenzione, c'è anche Evelyn che ci aggiorna
dovete perdonarmi, oggi il ritmo forse non sarà forsennato per un paio di motivi. Allora, perché è uno dei più bei weekend degli ultimi tempi? Perché ho suonato ieri e chi mi segue su Instagram, su quel nome là, su Valerio Fluido, ha avuto un regalo inaspettato perché io volevo fare una chiacchiera, dopodiché il soundcheck è cominciato velocemente, ho appoggiato il telefonino a terra e ho fatto un pochino di soundcheck live su Instagram, dato che là copyright non c'è, monetizzazione non c'è, si può fare, e se me lo bloccano sti cazzi non fa niente, è una cosa, capito, una tantum che si può fare. E quindi ho suonato ieri, si è fatto tardi, ho dovuto anche cantare molto, era all'aperto, quindi un poco di freddezza ci sta, ma quindi non posso gridare tantissimo. Però si suona oggi, quindi tra un po' io dovrò salutarvi per andare a fare la doppietta e il Napoli ci regala 4 gol, vittoria in trasferta per la 24esima vittoria, 22, devo ricordarmi questa cosa qua. Mandiamo auguri Elpidio alla Spagnola, grande Luigi, Giorgio Mele, Pilipu, Roberto, Gregorio, Ernesto, Davide Maranta, tra l'altro nel roster del Caffè Napoli anche su Facebook, con un Osimhen così, e se resterà Gattuso ci saranno novità tattiche importanti. Oggi si è visto già qualcosa, meno gioco dalla sinistra con Insigne, più verticalizzazioni e lanci in profondità. Davide va sempre nello specifico e mi fa piacere, l'approfondimento non è mai banale, ragazzi, su questi canali, non lo è mai. Questo secondo me però riguarda anche un momento di forma di Insigne su cui si può discutere, poi dopo approfondiremo anche questo. Insigne secondo me è stato fondamentale in fase difensiva perché ha fatto delle diagonali, purtroppo proprio l'altezza non è potuto intervenire sul gol dello Spezia, però ne ha fatte altre dove è stato importante, però in attacco meno. Andiamo a vedere qualche altro messaggino. Mario Delle Vedove: oggi ho visto anche le ragazze contro le gobbe, nonostante ci abbiano alzato lo scudetto in faccia, sono orgoglioso di loro, non mi hanno mai mollato, loro sono tecnicamente fortissime, ma noi tanta grinta. Anche il calcio femminile, anche il calcio femminile. Osi Goldman, Francesco, Antonio, Vincenzo, sì, ma Insigne se l'è fatto il culo. E semplicemente noi ci stiamo abituando anche ad Insigne che sforna sempre l'assist e segna tanto quest'anno, grande stagione senza dubbio. Ci sta una flessione anche nei numeri, assolutamente. Le diagonali migliori di Di Mario Rui? Sì, probabilmente sì. Grazie Raffaele, grazie Vespe, ti segue sul content, benissimo. La mamma, sì, la mamma è la mamma, non c'è alcun dubbio. Buonasera Antonio, buonasera Deku, bentornato a questo punto, vedi? È mancato. Luigi R con un... tra l'altro devo bere oggi tantissimo. Mm-hmm. Sì Luigi, senza dubbio. Allora, noi sappiamo che Osimhen deve crescere, deve sicuramente ancora acerbo e tutto a posto. È arrivato a 10 gol. Può imparare delle cose perché è giovane. Se diventa più importante anche fisicamente, può fare anche un altro tipo di lavoro. Oggi lo abbiamo visto anche, capito, fare il lavoro alla petagna che fa benissimo Lukaku. Ragazzi, non possiamo mai parlare di campione, è troppo presto. Il campione lo vedi quando è finito la carriera e tu dici è stato un campione, perché sennò facciamo la fine di Zielinski, di Elmas, di Hamsik, che poi dopo ma era un top player o no, lo vedi alla fine se lo è stato. Però un attaccante che fa segnare, segna e sta sul pezzo, e quando sta ragazzi, no, fermi tutti, vedete, no? Le azioni, Osimhen, così. Io dall'altra parte ho scritto una cosa: movimenti, fase difensiva
Elmas contro Zielinski. Io questo voglio sottolineare di oggi della squadra del Napoli, soprattutto nel primo tempo abbiamo schermato così bene con Osimhen e Zielinski il primo partire dal basso dello Spezia, che non riuscivano mai a trovare Ricci, che è il punto di riferimento, il regista, e sono stati costretti a molti lanci sugli esterni e dove sono stati anche imprecisi e hanno perso palla. La fase difensiva. Ok? Questo è uno spunto per voi. È uno spunto per voi. Ho letto che nel rapporto gol-minutaggio ha fatto meglio di Cavani. Sì, è vero, Ernesto. L'ho letto anche io, ho visto un post anche di Antonio Gaeto, ha raggiunto i 10 gol in 1200 e dispari minuti, Cavani ha raggiunto i 10 gol in 1300 e Higuain in 1400 minuti, i primi 10 gol con il Napoli, quindi i numeri sono dalla sua parte, senza dubbio. Però povero Mertens, ragazzi, perché c'è stata un'alternanza da parte mia anche mentalmente. Chi ci è mancato di più, Mertens o Osimhen? Io Mertens, per quello che dà alla squadra, per i suoi movimenti, per l'intelligenza tattica, aiuta tutti, eccetera eccetera, sicuramente è mancato tanto. Pensavo fosse mancato più di Osimhen, ma in questo momento Osimhen sta anche più in forma di Mertens purtroppo, e io per questo non riesco a essere contento al 110%, perché perdere Mertens in questo momento è brutto, è un peccato, ed era una soluzione anche tattica, vedi, perché quando esce Zielinski ed entra Mertens tu lasci sempre l'avversario in balia e puoi mantenere Osimhen in campo, capito? Eh sì. Allora, questo Fossenderen era unico nel suo genere, precursore. Ha delle caratteristiche uniche sicuramente. Ma vogliamo parlare di quanto sia onnipresente Demme, altro che falegnare un pochino, lo so Vincenzo, è proprio vero. È proprio vero. Ecco, 1236 minuti Gicchia. Sì, vabbè, il mister deve andare a fare esperienza da qualche altra parte. Comunque l'uomo partita per me è stato Demme, porta un equilibrio in campo strabiliante, forza Diego Junior. Diego Junior, io pensavo a Maradona. No, sì, vabbè, Demme ti mette anche quella pezza a livello di posizionamento quando gli altri magari stanno in affanno, perché per esempio il Fabian del primo tempo non ha brillato, nel secondo un poco meglio, però Demme ti dà quella possibilità, capito? Io ho visto Fabian un po' più basso, ma non così basso come l'avevo immaginato per impostare. Non ce n'è stato bisogno. Si è lanciato bene dai terzini. Di Lorenzo, per esempio, può lanciare molto perché comunque non ha un cattivo piede Di Lorenzo, e ha lanciato direttamente sui movimenti di Osimhen, che qualcuno lo doveva seguire, e si crea poi lo spazio, perché la mia punta, il mio attaccante è lo spazio. Migliorare tecnicamente partita dopo partita è un processo, Scarface, è un processo che sta facendo e lo aspettiamo migliorare comunque sempre. E la partita doveva ancora continuare per tutti i gol che ci siamo mangiati all'andata, anche, sentite i rumori incredibili, e se Victor non fosse stato infortunato, Antonio, purtroppo non lo sapremo mai, perché col senno di poi, questa pure è un'altra mia battaglia, partendo da una considerazione di Guido Gentile che in qualche live ci fece riflettere su una cosa che non dice nessuno, no? Perché quando il Napoli perde i 2 punti contro il Sassuolo, noi poi col senno di poi a fine campionato diciamo quei 2 punti con il Sassuolo. Non si può fare, ragazzi, togliamoci di mezzo questo ragionamento, i punti persi col Vero, perché quei punti là magari te ne hanno dati altri che ti hanno dato la spinta per far meglio nella partita successiva. Gli unici punti su cui possiamo recriminare sono gli ultimi che perderemo, se li perderemo. Capitemi bene, perché pure i 2 punti persi con il Cagliari magari ti hanno dato la forza di fare questa partita con lo Spezia. Dobbiamo smetterla di dire cose, capito? Queste frasi fatte del calcio. Frasi fatte del calcio non si può fare.
Osimhen punto fermo da cui ripartire, guai se vendiamo Zielinski insieme ad un certo feeling. Victor è una via di fuga quando ti vengono a pressare alto, palla lunga e ci pensa lui. Vamos, bravo Mucedir, perché lo Spezia pressava molto bene. Noi ogni tanto siamo riusciti ad uscire con gli scambi di fazzoletto eccetera eccetera, però alle volte quando sono così aggressivi devi per forza lanciarla lunga, e se la lanci lunga a Mertens in mezzo ai difensori non si può fare. Con lo stesso Petagna gliela devi dare sui piedi per le sue caratteristiche, palla alta, non può rincorrerla se la palla non è proprio precisissima sui piedi. Osimhen te lo dà questo. Osimhen questo te lo dà. Allora, Juve-Milan, risultato già programmato, pareggio, Morris, staremo a vedere. Siamo sicuri che Gattuso non rimane? A me la squadra sembra che gioca molto spensierata pur non sapendo che farà da grande. Gennaro, ne stiamo parlando da mesi, dobbiamo vedere che cosa farà. Purtroppo non abbiamo il polso delle sensazioni di Gattuso, perché Gattuso incazzoso in panchina che grida sempre, che sta sul pezzo, non vuol dire che non sia contento, non vuol dire che magari qualche cosa si sta aprendo anche così. Secondo me, io ripeto la mia posizione, se il Napoli va a finire in Champions, De Laurentiis un tentativo come pare abbia fatto per tutti gli allenatori in passato, per Sarri, per Mazzarri, per Benitez eccetera eccetera, anzi con Benitez si mise d'accordo, per il rinnovo lo farà. Poi bisognerà vedere se Gattuso ha intenzione di continuare e quindi di mettere bene in chiaro certe cose. Per esempio, faccio un esempio stupido, io rinnovo ma il silenzio stampa non lo accetto più, per dire. Oppure io rinnovo ma all'interno della società voglio delle figure che mi piacciono di più rispetto a quelle che ci sono, per dire, sono tutte ipotesi. Oppure quello dice no, ho fatto la mia esperienza, tutto a posto, non ho niente da dire, amici come prima, vado a farne un'altra, perché Gattuso avrà molte offerte in Italia e all'estero. Devono giocare per bellissimo, hai ragione. Gattuso in, dice Polli, non sottovalutare la prova dei due centrali. Angioletto ha fatto una bella considerazione, Ramani è straordinariamente normale, sai, quei difensori che devono fare il difensore, si mette là, mette il piede, ogni tanto i colpi di testa. Bravo anche Manolas di testa, ha fatto un intervento molto importante Manolas in scivolata. Alle volte vedi, io poi questo l'avevo detto nell'approfondimento pre-partita, ho detto non ci mettiamo troppa paura di Manolas e Rachmani, perché magari sai che non hai Koulibaly e ti concentri due volte, vedi? Si può fare. Abbiamo criticato inizialmente giocatori come Carega, Lavezzi, Cavani, ora Osimhen, forza Napoli sempre da Roma, Francesco Ferraro. Grazie mille. Ragazzi, ma voi siete iscritti al canale? No, chiedo, perché vedo 351 persone collegate. Ci dovrebbero essere 400 like, perché siamo partiti con 70 like preventivi. Quanti like stiamo? No, chiedo. Quanti like stiamo? Siete iscritti al canale o siete 300 lurcatori? Perché può essere. Non è detto che non lo sia. Iscrivetevi al canale, lasciate un like. Ma non dico nemmeno per me, stavolta si può lasciare anche per il Napoli. Cioè, vedi? Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Stanco di vedere Victor in campo, male agli occhi, si muove troppo, si deve calmare. Hai visto che Edo ha messo una storia dove ironicamente dice che terzini forti che abbiamo? No, questa non l'ho vista, però prendo lo spunto per far notare, vabbè, l'avrete notato, insomma, Edo si sta facendo sentire di più, ha cominciato a usare i social a terremoto, sempre presente in tribuna, lo inquadrano spesso, sta un po' facendo la presenza, sta dando quella presenza che il padre non sta dando in questo momento, il padre è più silente in questo momento. Attenzione, Falco 75, 4 più 1, 5. Porta bene 5 come un 5 maggio, come un 5, per esempio 1 più 0, 1 più 1,
2 più 3, 5. Quindi ci troviamo, Rita, e grazie sempre per il tuo supporto. Benvenuta, sei nuova sul canale. Ah, puoi abbonare? No, vabbè, no, Nightbot. Uè, iscrivetevi, vi perdete il meglio, Antonio Chianese. Quando ho visto che lo Spezia giocava anche con questa difesa così alta, ho previsto la tripletta di Osimhen. Ha fatto l'assist, ma va bene lo stesso. Un buon pacco. Francesco, sì, sì. Poi va detto che il Napoli segna e quindi anche un atteggiamento un po' più prudente lo Spezia non poteva averlo. Però poi sono abituati a giocare così e va bene avere un'identità. Io non è che mo' italiano out. Italiano lo fa giocare bene lo Spezia. Però ci sono i valori in campo, c'è il fatto che a un certo punto se noi segniamo tu ti devi scoprire un pochino e quindi è stato un modo di difendere, anche, anzi no, di impostare l'italiano che non mi ha convinto troppo, con i due centrali molto larghi e con il terzino Marchizza che andava molto dentro facendo abbassare già sì, quello là. Sono scelte, io poi non ho guardato lo Spezia fino in fondo. Vedremo. Italiano out che ha preso 4 gol dallo Spezia di Gattuso, ma comunque Gattuso out per la Mariuccio, mi arrivano 3 conferme da questa partita. Gattuso non è un incapace, Osimhen è un'ira di Dio, Mertens è un giocatore fisicamente non tecnica. Ci deve essere qualcuno che sta festeggiando lo scudetto dell'Inter, non lo so. Fisicamente, non tecnicamente, quasi finito. E Insigne è un capitano vero. Fabri, finito, no, il problema della caviglia, questa mi pare che era l'altra caviglia, non quella caviglia sempre infortunata, però non lo so, quindi non lo dico a prescindere. Quando tu metti il piede a terra, che tu sia integro o meno, se la caviglia si gira, non è così. Non sta bene, si vede che non sta bene, si vede che non corre bene, si deve vedere, però ragazzi, il futuro è quello là, il futuro è Victor, ovviamente. Lurcatori, sabotatori, spie, mormoratori, ma il Podestà mormorava se non erro. Il Podestà, bellissimo, uno dei miei film preferiti, Vittorio. Saluto dal Brasil. Ora, qualunque risultato Juventus Milan è a nostro favore, Fabio Fortaleza. Sì, però io insisto, secondo me è meglio che venga Juventus. Non lo so. Chiedo anche in soccorso anche il parere di Guido Gentile. Buon pomeriggio a tutti. Allora, iniziamo con delle scuse. Probabilmente la volta scorsa non sono stato precisissimo. Poi dopo aver fatto 2 ore e mezza di passeggiata per sbollire, mi sono rivisto, ristudiato la partita e ho mandato anche degli screenshot a Valerio che per ora sicuramente non analizziamo perché ha detto no, non ci facciamo cattivo sangue. Partiamo da qualche appuntamento fa, perché proprio tra di noi io feci una serie di considerazioni sul fatto che nel calcio bisogna crescere, soprattutto squadre come il Napoli che non hanno il blasone e neanche l'obbligo di vincere come la Juventus, poco partendo dalle partite che non vengono e ci sono crescite tattiche, crescite tecniche, crescite di squadre, crescite singole. E feci anche un paio di esempi. Uno tra questi, Politano, vi dissi, se vi ricordate, se fossi il suo allenatore incomincerai a lavorare molto sul piede debole. Feci anche un esempio di azioni a 3 dove, diciamo, perché così incomincia buonasera a tutti, incomincia a essere pericoloso non solo nell'1 contro 1 con l'accentramento, la possibilità di tirare col suo piede preferito, ma anche per entrare a destra nella sua azione e mettere in gioco 1 o 2 compagni. Al terzo minuto Politano ha fatto proprio questa azione, la difesa dello Spezia è andata in difficoltà e diciamo ha chiuso in angolo un po' in affanno, l'ha rifatta e poi anche se lui non è andato in profondità, ha fatto centrarsi, ma ha giocato sulla sovrapposizione di Di Lorenzo, mettendo in gioco se stesso
Osimhen che crea lo spazio e si inserisce, come sta migliorando anche nei movimenti di squadra. Osimhen che vedemmo proprio con voi amiche e amici, e Valerio andava a impallare a volte i compagni, si è inserito Zielinski, gol. Ecco, questo è un lavoro che casomai noi non abbiamo visto durante la settimana, ma è quello che io intendo, dove bisogna avere pazienza e si lavora di squadra, di tattica e anche sulla tecnica individuale per offrire maggiori soluzioni. Certo, bisogna vedere se i giocatori hanno la testa e la disponibilità di voler migliorare settimana dopo settimana in cose che casomai durante la partita non riesci a fare perché non è la partita che non te l'ha concesso, oppure riesci a fare, ma non vanno sulle cronache. Con uno Spezia molto atalantino, pressing altissimo, giocato uomo su uomo, poi lo sappiamo, perde fisicamente diciamo, il duello. Ci hanno rimesso 2 giocatori Insigne che è totalmente fuori riserva, ha finito, ha bisogno un po' di riprendersi perché l'avevamo visto, ha dato tutto. Attenzione, noi siamo un canale dove si riflette, si scherza, dopo ci si riflette ancora, forse la prima impressione va approfondita, quindi non è la bocciatura, non è buono, Gattuso out, Insigne, ci sta pure perché non è un robot, che un giocatore incomincia a sentire la fatica, come ha sofferto il pressing, proprio perché è un giocatore particolare. Fabian Ruiz ha trovato la posizione oggi, quella che voleva Valerio nella sua analisi, ha sofferto il primo tempo, ma avevamo un Demme che giocava a 3 velocità superiori di tutti gli altri compagni, per precisione, per intensità, ed è stato anche lì, vedete il miglioramento tattico, meno dispersivo, meno cane che rincorre il pallone, le macchine, come all'inizio della sua esperienza napoletana. Osimhen, che non c'è bisogno né di Valerio né di Guido, di nessuno, per vedere quanto è stato devastante, nonostante continua a essere sciupone, perché prima del doppio aveva mangiato un gol, però io anche qui è bello avere un'esperienza dove si è scevi da ogni forma di condizionamento e di puntini, non diciamo brutte parole. Avevamo detto qualche settimana fa che i giocatori, soprattutto quando tornano dagli infortuni, sono nervosi perché nella loro testa hanno la giocata, ma le gambe non rispondono con la stessa qualità. E poi lui è guaglione anche oggi, però è stato un nervosismo subito smorzato dove ha prevalso non solo l'entusiasmo, ma questa sua fisicità e questo suo dinamismo che è dirompente. E questo ci fa venire molti dubbi su tutta un'operazione fatta da un certo tipo di stampa di colleghi sull'inefficienza quando io sono stato punzecchiato dai voi ho detto feci anche un giorno un disegno a valore anomalo spiegando la portata dell'investimento. In chiacchiere private con Valerio abbiamo cominciato a sviscerare gli segreti del bilancio, lo faremo a fine stagione del Napoli per far vedere che poi questa vicinanza con Juve e Inter è tutta nella testa di qualcuno e poi fa il cervello ai tifosi, ma non abbiamo mai detto che non è buono, è acerbo. Almeno diciamo qui non abbiamo mai usato la ghigliottina però è importante che lui abbia la testa, la volontà e si affidi. Ho sentito una stupidaggine, la devo dire, questo fatto che Mertens Caneste è finito, non solo perché io ci ho rimesso una carriera per la caviglia. Gli infortuni della caviglia sono casuali sia nella pallacanestro che nel calcio. In questo caso è stato veramente casuale perché un giocatore gli si è messo un po' di mezzo, ti manca l'appoggio, la caviglia ti esce e vi posso assicurare un male boia e tu non riesci a appoggiarla a terra. Mertens era entrato con grande voglia, grandi pressing già sul fallo laterale della difesa dello Spezia, ha provato, si è visto subito, io ho un'esperienza oltre che personale sulla mia pelle ma poi di studio, e io l'ho visto, ho detto, ho capito subito che non sarebbe potuto rimanere in campo, ha fatto bene perché rischi di infiammarlo ancora di più. Non capisco veramente queste osservazioni fisicamente finito, anzi un giocatore che ha ancora molta benzina perché all'inizio della carriera napoletana ha fatto giocare molto poco. Osimhen, correggo un amico Bellino, ha fatto 1412 minuti con oggi in campionato.
non 1000 o 1200, 1412. No, perché Poi sta il file girando questa statistica a comparazione dei minuti che hanno messo. poi ti mando, sì, ti posso mandare in privato tutti i file, i vari giocatori, poi sarebbe molto lungo. No, Però quello che dobbiamo dire è che il Napoli ha fatto 80 punti, una cosa buona. Nella mia speranza inizio anno era di almeno toccare quota 75, perché devi rimetterti in carreggiata con una posizione di classifica più dignitosa. Io continuo a dire non si passa dal settimo posto al secondo, ho detto purtroppo sono troppi posti da recuperare. Scusami Guido, Scusami scusami un attimo, ti interrompo perché devo fare una cazziata a un mio abbonato. Fammela fare perché sennò qua non ne usciamo più. No, così io Alfredo, sono accorto che non ho collegato vai. Alfredo, ti devi calmare. Non è la prima volta che dici così. Ti vuoi togliere l'abbonamento? Togliti l'abbonamento. Io prendo i messaggi a caso. Mi scorrono ogni tanto. Io prendo il messaggio del Nightbot, cioè del robot che mi gestisce la chat. Quando ci sono 350 persone in live, io clicco su un messaggio, scorre la chat e ne prendo un altro, anche quando ne ho letto uno. Quindi se questo è il tuo atteggiamento, non ti voglio come abbonato, non fa niente. Prendo i messaggi di tutti, non solo degli abbonati prima di tutto, e prendo i messaggi a caso. Quindi mettiamo in chiaro le cose, ragazzi, perché qua stiamo cominciando, lo dico proprio seriamente, stiamo aumentando di numero. Io ho fatto un lavoro di 1 anno e mezzo dove ho risposto a tutti i commenti di tutti gli utenti su tutti i video, 24 ore su 24. Cerchiamo di capirci bene sul lavoro che ho fatto, perché il 95% della community è bellina e capisce. C'è un 5% che mi comincia a dare fastidio, e se mi dà fastidio con la musica che è tornata, io non metto più tutto il mio essere a disposizione. Cerchiamo di capirci. Scusami Guido. No, ma guardate, io non siamo qui per farci complimenti a vicenda, anche se Tarantino usava una battuta più triviale. Mi sono letto anche i vostri commenti all'intervista di Valerio a Umberto Chiariello, no? Perché noi poi ci confrontiamo, capiamo sfumature che cadono nel mondo del calcio, cioè, mi aiuta il fatto che soffro di insonnia, ma sono tanti. Ho detto, non è che io vi posso assicurare, non voglio dire una frase infelice, vengo pagato né da Valerio né da nessuno, siamo qui in pura amicizia. Ci vuole anche tempo. Il random casuale, detto, è casuale. Io ho risposto nel mio piccolo, anche quando sono stato accusato di essere seccio, eccetera. È proprio casuale, quindi non c'è né censura né simpatia, c'è voglia di capire, di analizzare, di essere disponibili con tutti, ma poi alla fine è la tecnologia, attenzione, la tecnologia è fallibile, invece noi a volte ci dimentichiamo di una grande regola e invece pensiamo che è tutto precisissimo. Guido è molto fallibile, mi diceva sarei contento di fare 75 punti fine anno, che non basteranno per la Champions, perché se serviranno 79, 78, 78 il Napoli umanamente non li può fare, perché può fare o di meno o 79 o 77, 77 si rischia. Il Napoli ha già battuto, lo dicemmo la settimana scorsa, il record assoluto dei tiri fatti, 564, migliorato il maestro Sarri, Benitez, Ancelotti e tutti quanti, non dei tiri però nello specchio, e quello è il deficit, perché abbiamo già analizzato che purtroppo la percentuale di realizzazione è bassina. 78 gol incominciano ad essere tanti, ne fece 80 Sarri il primo anno, 94 con Mertens il secondo e 77 il terzo. Con Ancelotti siamo fermati a 74 e il problema dell'anno scorso è stato il crollo a 61. Vedete, è un grande miglioramento passare da 61 a 78 e speriamo che sfondiamo addirittura ampiamente il muro degli 80, 39 gol come quelli di Sarri un anno. Quindi si migliora gradualmente, come non si migliora. Ci sono dei giocatori che non migliorano. Di Lorenzo da 3 anni in questa parte non ha migliorato, serio professionista, ragazzo d'oro, grande corsa, grande impegno, dinamismo, però un giocatore che ha bisogno di toccare di base 3 volte il pallone, spesso anche 4 quando in difesa. Di base la sua prima unica opzione è darla dietro, soprattutto quando tu sei nella sua 3/4 difensiva. Non possiamo dire che non c'è differenza tra un giocatore del Manchester City, che è vero se fanno ripartire l'azione, ma sempre dalla 3/4 in su, perché loro poi riprendono l'azione da dietro,
però come prima impostazione hanno cercato di verticalizzare e trovare il compagno libero in avanti. Di Lorenzo oggi in alcune occasioni, nonostante Meret aveva velocizzato la ripartenza del portiere giocando con il triangolo rovesciato all'indietro, però poi lui si è fermato, ha toccato, l'ha ritoccata, e ovvio in Serie A, dopo il secondo tocco, già al terzo ti vengono a pressare e la buttiamo in fallo laterale. Quindi quest'idea che siamo una squadra da scudetto, il Napoli ha anche dei limiti tecnici che forse sono limiti insuperabili, sono quello è quello che ti può dare un giocatore, lo vedremo nel corso. Però è chiaro che ci sono stati dei giocatori, e chiudo perché voglio lasciare spazio alle domande, che sono migliorati molto quest'anno, l'abbiamo visto, mai nessuno ha fatto giocare Zelinski in posizione così avanzata. Alla fine Zelinski ha sempre sofferto sulla mediana, anche lui nonostante ha grande dinamismo non ha il passo del centrocampista che riesce a fare bene tutte e due le fasi e tutto sommato non ha neanche la grande apertura. Ricordo con lui una sola grande partita dove fece 2 buone partite a Milano, che fece gol Insigne. Base, se voi ricordate, non ha l'idea del passaggio dettato nello spazio che no. E in questa posizione avanzata dove comunque spreca molte energie, arriva sempre abbastanza stanco, che gli dice perché è stato sostituito, ha dato tutto e si gioca in settimana, però è incisivo, anche perché tra Zelinski e Fabian è giusto, e chiudo, avvicinare uno dei due alla porta perché loro la porta la vedono e la prendono. Spazio alle domande. Allora, prendo subito questa qui di Francesco che l'ha fatta prima. Ricordiamoci del miglioramento anche di postura che un veterano come Albiol fece con Sarri, e quindi nel parlare del miglioramento, quando stiamo parlando anche della crescita che sta facendo un giocatore come Osimhen, che ricordiamoci Albiol veterano, quindi ancora di più Osimhen guaglione, che anche si deve strutturare fisicamente e quindi possono cambiare delle cose sicuramente. Allora andiamo a vedere. È una giusta osservazione. No, scusa, e come ha detto io, sono rapido, proprio telegrafico, devi avere la disponibilità del giocatore. In quel caso Albiol, un uomo molto intelligente, non si sentì il campione arrivato, campione del mondo, e si rimise in discussione, e tra l'altro io sono da tifoso e da sportivo, sono molto contento che Jorginho, e soprattutto Jorginho e Albiol, più che Cavani, alla finale. Ricordo troppi miei colleghi, ricordiamoci delle cose, incominciamo a non fare i distratti, tifosi distratti. Il bidone che abbiamo rifiliato al Chelsea, il bidone lo accompagno io all'aeroporto, stiamo dicendo la stessa cosa su Fabian, perché io poi e io che dicevo non ci conoscevamo, me lo vado a riprendere all'aeroporto, ma non sono così importante. Jorginho è il faro del centrocampo della nazionale, a 2 a 3 nel Chelsea si sta facendo la doppia finale, in 3 anni ha fatto la finale di Europa League, l'ha vinta, la finale di Champions League, non so chi vincerà. E Raul Albiol è vecchio, è vecchio. Ecco, allora io lancio interrogativo. Non è che quando abbiamo gioito per la permanenza di Koulibaly, uomo eccezionale, ragazzo d'oro, forse invece era meglio non averlo quest'anno Koulibaly per crescere, perché la coppia Rachmani ha fatto male. Io parlo di qualità di calcio, però, Pasquale, infatti, non di impegno, di corsa, di tattici. Osservo molto come un giocatore tocca il pallone, quanto tempo lo tiene tra i piedi, di quanti tocchi ha bisogno, di quanti secondi ha bisogno prima di reimpostare l'azione. Questo stavo valutando. Se non sono stato chiaro, spero adesso di averlo. Questo riguarda la questione di Mertens, dice, questo è un altro sport, insomma. No, allora tu lo volevo dire, io mi dividevo e non sapevo ancora che strada prendere tra il calcio e la pallavolo, però se nel calcio ho cambiato 3 ruoli, nella pallavolo no, anche se non sono molto alto, io sono alto solo 1,89 m, quindi abbastanza basso, però avevo un'elevazione fortissima. Io la caviglia me la sono rotta in una partita di esibizione, di beneficenza di pallavolo. Poi ripresi a giocare a pallone, mi entrò uno sulla caviglia e me se ne uscì proprio. Non è stata curata bene, come è capitato anche a Van Basten, ma certo che non dimentico la pallavolo. E io giovanissimo, già in città. Guido, quali caratteristiche deve migliorare Osimhen per entrare nel cosiddetto Olimpo dei top player?
Il controllo di palla sul primo controllo di palla, il controllo del corpo in base all'avversario quando ha la palla, e poi ovviamente lì più sei preciso. Oggi è stato abbastanza preciso, perché è vero che aveva sbagliato un tiro che non era facilissimo, ha detto quel tiro all'uscire sul palo esterno, però ho detto dove oggi lui è andato molto bene il fuorigioco. Altra cosa che mi dà fastidio: Gattuso urla, nessuno lo sente, dice solo cretinate. Gattuso sta urlando di meno, però più volte ha detto siamo bassi, quindi non è stata una scelta di Gattuso che ci siamo abbassati col Cagliari, è stata una scelta fisica, Napoli è venuto meno. E oggi lui lo richiamava, sei in fuorigioco, perché Osimhen spesso è fuorigioco in partenza. Appena Gattuso l'ha richiamato e lui ha bruciato in partenza tutte e due le volte sul filo del fuorigioco, con la velocità e l'entusiasmo proprio che ha quel ragazzo, perché oltre alla velocità corre con un entusiasmo che è devastante. Se lui riesce a partire col tempo giusto, già lui col tempo, diciamo, anche partendo molto in svantaggio, recupera, figurateci col tempo giusto, tant'è vero che non l'hanno preso. Quindi per me, bravo Gattuso a dettagli a volte, guarda che sta indietro. Mi è piaciuto anche molto a un certo punto che lui era in fuorigioco ed è venuto verso il fallo laterale, perché a questo punto faccio entrare Insigne, perché è inutile. Prima non lo Sì. faceva che continuo, perché mi fischerebbero fuori gioco. Sai dirmi su quale profilo potrebbe orientarsi il Napoli sui nuovi acquisti? Io dico dai giocatori per qualità, da Rachmani in su, perché non possiamo aspirare a Osimhen in su, perché sono giocatori fuori portata dal nostro budget. Io mi aspetto, ve lo dico già come notizia, che l'anno prossimo, cioè fra 3 partite, saluteremo per la vostra gioia Dries Mertens, perché alla fine si punta. C'è una parte di Napoli di stampa che sta lavorando da un anno per portare al rinnovo di Insigne, tutte e due, ma non per un litigio interno. I ragazzi sono gemelli del gol, come lo erano Mancini e Vialli, però è chiaro ormai che c'è una... Ringrazio Sì, sì. No, io Però alla fine noi dobbiamo dire che, lasciamo un punto interrogativo, l'unico punto interrogativo, non voglio dire l'errore di Gattuso o di Giuntoli, però un grosso punto interrogativo per quanto mi riguarda, è ingiudicabile, è Lobotka. Perché poi alla fine questo mercato disastroso di Giuntoli, Rachmani non è un bidone, però chiaramente non è Thiago Silva dei bei tempi. Questo Osimhen, impegnativo come investimento, lo ripeto, un valore anomalo, intendevo la portata enorme di un investimento del Napoli, che è il più grande, il più costoso, impegnativo di tutta la storia del calcionato. Quindi se non possiamo definirlo anomalo, quando? Il ragazzo proprio zero non è. Petagna era stato preso come quinto. Il ragazzo ha mostrato impegno, qualità, concentrazione, anche alcuni limiti, però non era preso come essere il titolare. Cioè, poi qual è il grande acquisto sbagliato di questo? Noi abbiamo la problematica dei terzini e il blocco del procuratore che ci ha messo sotto scacco con 3 suoi assistiti. Però questo mercato disastroso, perché poi non capisco se sono così disastrosi Gattuso e Giuntoli, che forse sfioreranno la Champions, però se la raggiungono, poi se Osimhen è buono, ci sono troppe cose, ricordiamoci, che non hanno funzionato a livello societario e andrebbero risolte, perché sennò noi rischiamo di avere sempre questo cortocircuito, che poi, per dirci le cose in faccia, se arriva un profilo come Benitez, è troppo esperto, signore, bravo, riesce a salutare e andare via senza far spaccare lo spogliatoio. Se viene un profilo giovane come Gattuso, lo imbavagli. Stesso discorso di Menezes per Ancelotti. Si arriva a Spalletti, allenatore esperto, scoppiettante, con grandissime qualità tecniche e umane, non lo imbavagli Spalletti. Quindi se queste dinamiche che sono sempre verificate si ripropongono, però si possono riproporre con un esito diverso rispetto a quello che sta. Quindi o le risolvi alla fonte, o non è che cambiando allenatore ci dobbiamo dimenticare che qualcosa non ha funzionato a livello societario. Perché è una soluzione troppo facile dire Gattuso out, abbiamo risolto tutti i problemi, benissimo, abbiamo vinto lo scudetto l'anno prossimo. Secondo me no, non abbiamo vinto lo scudetto,
bisogna costruire una società e creare quelle condizioni per lavorare serenamente bene. Poi vedi come oggi l'infortunio dopo 3 minuti e mezzo, dopo 7, e lì l'allenatore non può fare nulla. È chiaro che togli Lukaku, e Lukaku ha fatto dei gol da solo come Inter-Lazio. La Lazio giocava a centrocampo, ma non segnava. Quello si è fatto 2 gol da solo in contropiede, perché è un armadio, non lo sposti. Senti Guido, prima di leggerti questa, in generale la chat sta parlando molto di De Paul, che insomma è un nome che riecheggia in continuazione. Si è sempre fatto il paragone invece di Fabian De Paul, e si continua a fare. Aggiungo su Fabian una cosa che non so se tutti hanno notato: ad un certo punto si sente proprio dal microfono che Gattuso dice: ha ragione Fabian, gli hai dato una palla di merda. Cioè proprio in un momento di un fallo laterale. Questo anche per farci capire che se non li facciamo parlare noi poi non possiamo nemmeno capire cosa gli sta chiedendo ai giocatori, e quindi vediamo un errore, ma magari ha fatto la cosa giusta. Questo per quanto riguarda Fabian. Che ne pensate nel ritorno di Hamsik al posto di quel non vivo, da ciò che sembra, di Lobotka? A livello di spogliatoio e mentalità avrebbe senso. Se resta Gattuso non dovrebbero ampliare lo staff? Allora, bello. Faccio arrabbiare l'amore della mia vita, chiaramente prendetela con una battuta per alleggerire anche i toni. Ci andrei a cena tutte le sere con Amsi, quindi secondo me si è sottovalutato, e io, è stato un mio pallino proprio da un punto di vista non solo simbolico ma anche tecnico, e di nuovo poi simbolico, l'abbandono di Amsi, che era proprio una resa della società. Adesso noi non vinciamo per 2 o 3 anni, no? Poi non abbiamo lo stesso vinto, e quindi ogni cosa poi bisogna capire la testa del giocatore, con che testa un giocatore viene, sulle qualità umane cristalline di Hamsik, ma da tutti i punti di vista, e tecniche non devo dire nulla. Chiaramente verrebbe con un ruolo un po' diverso anche come minutaggio. Bisogna vedere da un punto di vista proprio mentale se uno addirittura si autorilancia la sfida. Io dico che non tornerà, perché De Laurentiis non ha mai ripreso nessuno, manco come staff, diciamo, societario, quindi sarebbe già un miracolo che la petizione nostra, mi metto ideologicamente con voi, portasse veramente il reintegro di De Nicola. Non anche qui, perché sarebbe sbagliato poi prendere solo una frase della diretta delle belle trasmissioni Valerio e farne un utilizzo strumentale. Quindi nel caso, orecchie attenti tutti quanti, non perché lo staff o l'attuale direzione sanitaria è scarsa, molti di quelli sono già collaboratori di De Nicola, forse è un fatto di esperienza e di carisma, e a volte anche di quel tono rassicurante che un medico riesce a darti, perché ricordiamoci che sono sempre ragazzi, no? E casomai se De Nicola dice ti devi fermare un'altra settimana, no? E allora un Hamsik come box si sta a sentire, perché è un rapporto quasi paterno, una figura, e casomai un medico più giovane non è che non lo stia a sentire, perché è un professionista bravissimo, però tu sei guaglione e la smania di voler giocare ti fa accelerare una settimana di troppo e sbagli. Quindi Hamsik non penso che tornerà a Napoli, ma neanche come dirigente, perché poi De Laurentiis, io l'ho detto più volte pubblicamente, anche privato, e mi ha fatto piacere sentirlo dire da un giocatore che è stato un ottimo giocatore, un uomo molto intelligente come Stefan Schwarz. Ragazzi, poi alla fine sono tantissimi profili, non solo Campani, no? Ho detto che non solo potrebbero lavorare nel Napoli, vorrebbero. Se De Laurentiis non li ha presi perché non vuole, non perché questi non vogliono prendere, ma non per citare sempre il grande mito che è stato Salvatore Bagni, che ha carattere, se lo distribuisce a 100 persone ne rimane a lui ancora parecchio. Ce ne sono tanti, ho detto, sia ex giocatori del Napoli, ex dirigenti del Napoli, ma anche tu puoi prendere un profilo, come è successo per la Roma, come significa che poi non è che il Napoli non ha né la capacità economica, né tecnica, né intellettuale di poter prendere una nuova figura manageriale. L'unica che si affiancò, che si avvicinò, fu Fassone,
e non ha mai spiegato De Laurentiis, perché nonostante una bellissima, perché poi fece una conferenza stampa di presentazione di alto livello, di Concesse Spazio, e sembrava non solo entusiasta, ma proprio desideroso di portare idee innovative Fassone a Napoli, però 6 mesi e poi è sparito ad Fassone è No, l'uomo che ha reso possibile lo stadio alla Juventus. Attenzione, a proposito proprio di Inter e di Juventus, Fassone, l'Inter e non perché mo dici vedo 3-1. Juventino, eccetera. Fassone è un dirigente che ha lavorato per la costruzione, che non è l'aspetto che cita sempre De Laurentiis, poi che lo stesso architetto che ha portato, che ha fatto lo stadio della Juventus, non è quell'aspetto più semplice. Ci fu uno studio americano, io mandai un file segreto a Valerio che voleva offrirsi di rifare il San Paolo in maniera spettacolare, e l'aspetto burocratico che era scocciante in Italia. Tutto il lavoro con il Consiglio Comunale di Torino, perché noi non abbiamo una legge vera e propria, ed è un lavoro che tu non vedi, che il tifoso non vede, casomai non vede perché non vedi, tu poi vedi il museo, vedi gli spalti nuovi, le luci belline, tutto quello che vuoi, ma quell'aspetto è fondamentale, perché se non risolvi quello, lo stadio non si costruisce. Allora perché Fassone out? Io non lo so, ecco, quindi quando non so qualcosa non vi dico per farmi bello, quindi sarebbero illazioni, invenzioni, e ho troppa onestà e rispetto per tutti, tra l'altro non mi piace dire fesserie, però certo che vanno affiancate delle figure di qualità, attenzione, non di peso, non è che uno deve andare allo scontro, alla violenza verbale con Gattuso, di qualità, che portano non solo plusvalore, ma che fanno lavorare meglio proprio l'ingranaggio di una società calcistica. Reintegrare Gaetano, bella stagione della Cremonese, è un as. Sta diventando una trasmissione di calciomercato, eh? Evidentemente la vittoria è stata per scontata. Allora, innanzitutto, tirate di orecchie e risentitemi nelle altre, diciamo, interventi. Contenti che abbiamo vinto, ma applausi allo Spezia che al 94esimo ancora pressava per prendersi un angolo, un fallo, si è preso un fallo ai limiti dell'area di rigore, no? E non pensate che l'Udinese verrà in vacanza a Napoli a buttare il sangue. Su De Paul, sì, perché probabilmente uno più Mertens, poi vedrete che Insigne, ero in debito di questa risposta, quindi si è parlato di Zaccagni, del Verona, quindi Napoli non solo perderà sicuramente Maksimovic, Jusai c'è lo 0,1% che rimane, e Fabian, perché Fabian non vede l'ora di tornare in Spagna, ma soprattutto questo è l'errore, perché lui vuole competere per poter vincere qualcosa, e se tu non è che competi perché speri di arrivare nel quarto posto, che competizione è io non parlo, la sto sminuendo, arrivare nel quarto posto, però un giocatore può avere l'ambizione di voler alzare un trofeo. Ecco, chi definisce coppette i trofei che abbiamo vinto e a volte sfiorato, perso, mi censuro, perché invece ai giocatori piace farsi la foto con la coppa, baciarsela, portarsela a letto, cioè alla fine nello sport la coppa è il risultato finale dell'addominale che tu durante la settimana il preparatore tecnico ti ha fatto fare e te non te ne teneva, e invece un addominale in più, una ripetuta in più, rifacciamo le punizioni, rifacciamo lo schema sul calcio d'angolo, e alla fine proprio tangibilmente tu vuoi quella soddisfazione di proprio la devi toccare. La coppa è la sublimazione di tutte le tue fatiche, e anche la soddisfazione di dire io su questo sono arrivato prima degli altri 20 e degli altri 40. Quindi partire in partenza, scusate la ripetizione, sapendo che tu non alzerai nulla a inizio stagione, tranne se non ci comportiamo come molti noi colleghi e vinciamo tutte, ma quello è qualunquismo che gli stessi giocatori non ti seguono. Il giocatore sa che non può vincere 38 partite su 38. Chiedono non solo Mucedil ma anche Francesco Fucci, eccetera eccetera, c'è un plebiscito di interessamento sulla figura. Secondo me Dem si è trovato male all'inizio, perché siccome in Italia si gioca più tatticamente e meno di intensità, lui la interpretava molto più sull'intensità, veramente si dannava l'ame, correva tanto, ma io l'ho detto, spesso correva male, spesso era il giocatore più avanzato nel pressing di tutti, quando Gattuso non gli chiedeva quell'avanzamento. Il ragazzo ha un grande dinamismo, sta anche crescendo come personalità nei passaggi. Oggi ha
cercato il passaggio più lungo nello spazio ed è stato più attento in copertura. Abbiamo visto, a volte ci sono delle giocate che casomai, non voglio dire un occhio inesperto, non è che ci stiamo mettendo sul piedistallo, di prima battuta, infatti è utile poi di studiarsi la partita, ti riempiono gli occhi, ti danno molta immagine, però poi tu vedi tecnicamente meglio la partita e vedi che invece hai lasciato scoperto un'azione e il compagno ha dovuto fare un recupero facendo scalare. Noi oggi sul gol che abbiamo preso è un errore non dei difensori, un errore che è fatto al centrocampo, ci siamo trovati tutti sbagliati, addirittura Insigne era quello centrale difensivo. Infatti L'errore non vedo l'ora di rivederlo quel gol per trovare tutto quello che poi si dirà in settimana. Angela ci chiede subito rispondo, quindi in conclusione io sto vedendo un miglioramento tecnico e tattico di Demme. Quando un giocatore è in fiducia, la giocata che prima non tentava, se ha delle buone qualità, la tenta, se gli riesce va ancora più in fiducia, ma sempre per quello, vedete, io insisto su questo punto, su che le crescite non sono da 1 a 10, puoi fare 1, 3, 7 e poi 10, ma non passi nella vita da 1 a 10, passaggio, c'è quello che ha bisogno di 1, 2, 3, tutti. Io l'ho scritto nei miei 2 articoli, poi come vi ho promesso ci sarà un terzo. Però ci ho preso che quelle 9, vabbè, abbiamo scherzato, mi è piaciuto quantomeno, che spero che poi lo paghino veramente, che ci sia questa, io non la chiamerei multa, questo elargizione di solidarietà, ma spero che sia veramente una solidarietà sportiva per creare campetti, per creare borse di studio, per situazioni socialmente utili. È chiaro che la squalifica dovrebbe essere almeno 2 anni, tra l'altro voi volevate non giocarla la Coppa. L'ho scritto, ve l'ho detto anche a voi in diretta, addirittura prima dell'articolo, che il mio timore è che invece in Italia oppure nelle varie federazioni ci sarebbe stato un comportamento diverso rispetto alle possibili squalifiche e sanzioni. Mi sembra che prima ancora che successe qualcosa, Gravina e soci hanno detto ma non si può, come posso dire, punire un'idea, e ci hanno già risposto. E questo sarebbe molto ridicolo, ma noi c'è un articolo sugli arbitri, sempre tono scanzonato. Sapete, io non mi interessa l'episodio singolo, mi interessa il sistema. Se il sistema funziona, vedete che poi alla lunga questi episodi vanno a scemare e va a crearsi anche un clima di maggiore serenità e fiducia. Che cosa ci dobbiamo dire? Cioè, abbiamo visto, abbiamo sentito, ha fatto il giro per il mondo il video delle parolacce e degli insulti a Kif, ma non hanno preso manco 1.000 euro simboliche di multa, figuriamoci. Siamo le solite. La Federazione Italiana già si è pronunciata, quindi proprio ufficialmente ha detto che Guido, vedremo ti chiedo, perché mi è venuto in mente adesso, no? Perché quel video postato anche, credo per primo, da Gerardo Marino e poi ha fatto il giro, quindi anche voglio dare, vabbè, poi lui lo fa sempre, quindi voglio dare credito a Gerardo per andare sempre nello specifico, cosa che dovrebbe fare il Napoli o la TV. Sbaglio o si sente proprio vai a cagare, che è la cosa che disse Insigne per cui fu espulso? No, si sente Insigne, poi lui negò che disse, si sente, è la frase che si sente di più di raccomandato. No, ma secondo me l'episodio grave, perché lo so che anche questo non interessano i tifosi, cosa che non ti fa impressione. Allora, non è che Guido poi c'ho la foto di Spalletti, mi fa ridere tantissimo. No. Una società presenta tutta una serie di distinte, no? Quindi Guido, per stare in campo seduto vicino l'allenatore di turno, deve essere autorizzato e soprattutto deve essere segnalato che a tutti gli organi competenti di una partita di Serie A. Quindi Pratici, che è sceso dalla tribuna e è entrato in campo, è il massimo dirigente dopo Agnelli della Juventus sicuramente, ma non può stare sul terreno di gioco. Detto, quindi è talmente macroscopica quella situazione, a prescindere dalle parolacce. Uno poteva anche scendere e fare mannaggia là.
perché non è che Valerio si prende. Napoli, per far star seduto Valerio a fianco a Gattuso, deve segnalarlo, fare una richiesta. A parte che Valerio non potrebbe star seduto perché non è un tesserato. Al massimo potrebbe fargli un pass come fotografo, metterlo là, ma anche lì c'è. Comunque ci sono delle procedure, ripeto, non risaltano agli occhi perché è burocrazia, però è anche alla base. Allora, nel frattempo ringrazio Alessio Marigliano per il caffè che è comparso qui, per due, quindi un caffè anche per Guido. Carlo Piccirillo ci chiede: vorrei chiedere al signor Gentile che Umberto Chiarello disse se Insigne non rinnova, Insigne può valere, visto la crisi del Covid per i club, può valere 10-20 milioni. A me sembra un po' strano. No, lui scrisse 60-70 milioni, ce l'ho quello screenshot, quelle valutazioni, perché noi ne parlammo privatamente con Valerio, dissi poi qualcuno mi deve spiegare perché di questi 5 giocatori Insigne il più anziano, alla scadenza più ravvicinata rispetto per esempio a Luis, che ha 4 anni meno di Insigne, c'è una scadenza in quella trasmissione, però non diciamo cose degli estranei, no? No, Insigne rinnoverà con le buone, con le cattive rinnovare. No, è un problema che non mi pongo, eccetera, ma sia perché io non ho nulla contro nessuno, non devo lanciare messaggi, non devo litigare con nessuno perché appartengo a un altro mondo, ma non c'è riuscito Raiola, era più giovane, non ha avuto. Voi avete visto la partita? eh, Poi ci pensi e me lo dici anche tu. perché insomma il nome è importante, È ti segna importante. tutta una vita. Poi io sono un buon napoletano, cioè, quindi secondo quello che disse Massimo Troisi, dovremmo scegliere sempre nomi brevi, incisivi, perché sennò poi crei già un presupposto per essere distratto, discolo, quindi Massimiliano, no. Ripeti, è già, ci ragioneremo. Quindi io penso che Insigne resti. Dicevo, non so se avete visto le partite di Europa, con che velocità, con che intensità si gioca. Capisci perché poi Quadrato ce l'hanno mandato con un calcio in culo in Italia. Stava sempre a terra. In Italia può essere devastante, però lì no. E capisci perché Immobile, non so se vi ricordate un giocatore Cerci, no? Che andò all'estero il regolamento è sempre quello, no? Il gol, il calcio d'angolo, il rigore non è un regolamento diverso rispetto al calcio, però è come anche i sistemi di gioco, no? Non è che il 4-3-3 è sempre 4-3-3, è poi come tu interpreti quel 4 del gioco del calcio. Io perché sono tifoso dei Lakers? Sono tifoso dei Lakers perché non sono di Los Angeles, perché ero piccolino, vedevo queste partite e all'epoca, anche se i Lakers non vincevano, Pat Riley, che dal secondo diventò primo allenatore, introdusse quello che si chiamava lo Showtime, no? Che è questo basket spettacolare dove loro andavano in transizione in contropiedi, facevano un canestro anche in 2 secondi. Io ero piccolissimo ed era ammaliante. Poi quando tu scegli o sei scelto, chi lo sa, nella squadra, se sei veramente un vero innamorato non la tradisci mai, no? È un modo di interpretare la pallacanestro. E quindi c'è un modo di interpretare il 4-3-3 che è diverso da un altro, quello di Zeman era diverso da altri allenatori. E Insigne secondo me farebbe difficoltà in Inghilterra, per chiudere l'argomento. Vabbè, ma qua non ci Ma sarebbe nemmeno cosa. di approfondire, No, quindi è no, passato secondo me invece rito, non ci conosce. no, ma invece ci voglio proprio perché in base a quando hai rimproverato quell'abbonato, quando si è leader, questo sono i danni che poi ha fatto un certo tipo di stampa e di squadra. Quando sei leader, tu devi vedere perché una squadra, un tennista o qualcuno è leader e capire perché è leader, non rifiutarla. Poi ci sono degli elementi sicuramente negativi da un punto di vista sportivo che non approvo, però altri elementi che non puoi trascurare. Quindi non è questione di parlare di sudditanza o di ammirazione, eccetera. Sono i leader indiscussi? Per me possiamo sempre dire che va tutto bene, siamo perfetti in tutto, però io scrivo un articolo sulle magliette, no? Perché poi un mio pallino ormai è diventato un argomento fondamentale. Ma è possibile che una squadra che è così amata e tra l'altro ha un colore così bello, anche, cioè, se ci pensate, una felpa del Napoli, ma non parlo da tifoso, no? La puoi mettere anche su un jeans e farti una passeggiata quando esci in montagna, cosa, cioè.
la vera maglia originale della Juve a righe non è esteticamente bella come può essere una felpa del Napoli e della Roma. Secondo me una delle maglie esteticamente più belle della Serie A, vedete, è quella della Sampdoria. Se disegna. È possibile che con un potenziale di napoletani, prima ancora che tifosi, uno può prendersene, anche se non è proprio tifoso, ma comunque legato a una città, di tifosi e anche esteticamente che ti permette una maggiore eleganza e versatilità, tu sei così carente, dobbiamo dire che va tutto bene, per me possiamo dire che va tutto bene. E quindi perché su certe squadre sono presenti in tutte le città, anche città piccole dell'Italia, non ne parliamo dell'estero e noi no, possiamo migliorare o non possiamo migliorare? Come si può migliorare? Quindi non è parlare o ammirazione, è incominciare a vedere quei punti fattibili dove la società può incominciare realmente a mettere un paletto. Ho detto adesso sapete che vi dico, io Napoli sono il leader dell'abbigliamento sportivo, voi dovete inseguire a me, non solo con l'abbinamento, con uno stilista celebre, può essere, poi non basta lo stilista celebre, serve la distribuzione, no? E quindi io vorrei ogni tanto che, prescindendo dallo scudetto, che tu incominci a mettere proprio, metaforicamente parlando, il paletto a terra. In questo io sono leader nella comunicazione, ma con una città che ha una tradizione artistica, popolare, abbiamo parlato di talenti, in campo musicale, teatrale, cinematografico, pittorico, cioè è possibile che tu non sia così incisivo, culinario, cioè puoi giocare con qualunque aspetto del mondo città di Napoli, no? Ecco, lì tu dovresti essere leader, perché la Juve cosa può giocare? Se voi ci pensate, no? Tu è solo l'imbarazzo della scelta, no? Cioè, Sì, Marisa sì. Laurito, io ci ho scritto nell'articolo, ha scritto adesso, non so se mi ha letto o meno, però nel caso, perché io ho citato lei come uno dei personaggi da invitare nel recupero del 100 Paradiso, che avrebbe piacere se qualcuno lì donasse, segnalasse le foto che scattarono quando lei, di nascosto, e Luciano De Crescenzo erano a bordo campo nella partita che consegnò lo scudetto a Napoli. È una cosa che all'inizio mi ha fatto piacere, che le dice qualcuno ha queste foto, me le può fare avere, eccetera. Allora, noi a volte dimentichiamo, perché parliamo di questo Napoli, napoletano, Napoli, ma vogliamo incominciare invece a fare esempi concreti e su questi esempi concreti costruire qualcosa. Quindi non è che dobbiamo parlare male delle altre squadre, bene, però dobbiamo anche valutare quelli che sono i loro punti di forza e dire tu sei leader, fra 5 anni io sarò leader, tu dovrai rincorrermi. Invece dire che tutto bene o insultare il guido di turno non serve a niente. Io voglio che incominciamo su alcuni settori noi il punto di riferimento, perché su certi settori ce lo possiamo permettere. Tu non ti puoi permettere Messi per quelle cose che già sappiamo, il fatturato è inutile, però alcune questioni non solo le puoi fare, ma le dovevi fare. I just want to say to Red United, unfortunately, I don't know how to put subtitles because this is live. So it would take like 2 conversions. Like you need the subtitles in real time to catch our Italian speech, and then the conversion to English. I would love to have more English people. I just can't say this, that there is a channel, it's called Napoli Talk, and it's made from a Napolitan guy, and he does everything in English. He's based in London. So I think you should go check him out, because that's amazing if you want to go deeper in the understanding of the Serie A and all the Italian soccer. Thanks for stopping by the way, because it's great. It's great. Thank you so much. And congratulations for the final, by the way. Allora, fermatelo. No, è perché quando poi c'è un attimo di internazionalità io mi faccio prendere e devo per forza dare soddisfazione. No, invece possiamo chiedere, io posso chiedere pure io se torna in inglese, perché invece è molto interessante. Vedete, manco farla apposta, tutto in diretta e casuale, perché un tifoso del Manchester United si è trovato su un sito caffè bello, Napoli. Tra l'altro, my friend, neanche una partita.
Dice, welcome back. Yeah. Tra l'altro, diciamo, non è manco una partita di cartello, no? Tu l'hai visto sul sito Napoli-Juventus, dice, con tutto il rispetto della Spezia, non è per sminuire la Spezia, però ci sono anche ovviamente delle squadre, delle partite che sono più facili da presentare per un tifoso dell'estero, che non so se tutti all'estero in Inghilterra conoscono lo Spezia, no? No, infatti volevo spiegare agli amici che qualcuno giustamente, anche giustamente, non è detto che l'inglese si debba conoscere per forza, anche se lo consiglio, di comunque studiarlo. Se non ve lo fanno fare bene a scuola, studiatelo privatamente, ragazzi, è troppo importante. E qua abbiamo Guido e faremo un approfondimento anche sulla questione del doppiaggio sul cinema, perché non ci guardiamo in Italia più un film come l'ha pensato il regista da tempi immemori, forse da mai, però non lo so. Ma tu vuoi fare parentesi brevissima? Fammi finire. Spiegavo, cioè quello che ho detto agli amici, ho cercato di spiegare all'amico tifoso del Manchester United che è passato, che voleva i sottotitoli, e gli ho detto che purtroppo è tecnicamente difficile facendo la live. Già io poi con l'accento napoletano, Google non capisce sempre tutte le mie parole in italiano, e quindi poi tradurlo in inglese è complicato, e l'ho reindirizzato da un altro canale che fa proprio approfondimenti sul Napoli in inglese. Tra l'altro è un amico che abbiamo anche invitato in passato, e nulla, e poi veniva la curiosità di capire perché l'amico è passato qua. Ti ho interrotto, te lo ricordi ancora? No, sono io, perché no, era solo, guarda, fortunatamente l'inglese lo capisco bene, poi uno se non lo parla tutti i giorni un po' si arrugginisce. Il però doppiaggio. Sei stato bravissimo. No, sul doppiaggio, quando tu hai detto Guido sui titoli originali, una volta possiamo farci una chiacchierata, ci divertiamo, facciamo tipo una gara a chi la spara peggio del titolo tradotto in maniera più folle. Chiusa questa parentesi extra calcistica. Altre domande? Qui lo Spezia non... Ragazzi, un ultimo passaggio veloce per ringraziare Guido, che è sempre disponibilissimo. Qua sono scattati This is a pen, tutte le cose. No, the pen is on the table. Pen is on the table è la classica, sì. Da domani sulla grammatica. Che poi il mio inglese, questa parentesi sempre, si sta anche bastardizzando, nel senso che non è più l'inglese che ho studiato a scuola, che era più English British, e qua purtroppo l'americano è un inglese molto lazy, molto pigro, non rispettano le regole, lo fanno anche apposta, invece di usare it doesn't usano it don't, e lo fanno anche per un fatto di slang, di suono, eccetera eccetera. Quindi io sto prendendo anche degli errori come mia abitudine, perché è inevitabile quando stai per strada, sul luogo, e così. Allora, vediamo un pochino. Ricordo che Insigne fece grandi partite contro Liverpool e City e 3 gol. Sicuri che non si troverebbe bene in England? Devi fare 38 partite, anzi no, devi fare 60 partite, perché loro fanno anche 3 coppe di Lega. Io proprio da voi ho detto, nella vita, cioè proviamo a fare sto gioco come nei tuffi. Nei tuffi si toglie il punteggio più alto e il punteggio più basso, e poi si fa la media di tutti gli altri punteggi. Non so perché, ma questo è stato un lavaggio del cervello di una certa stampa, che noi prendiamo sempre come punto di riferimento la partita più bella di tutte, quella perfetta. Per me sta bene, se quella partita viene replicata almeno 8 volte in un campionato, 8, non neanche tanto, va bene, ma se rimane unica in 3 anni, non possiamo prenderla come riferimento. Tant'è vero che Klopp, quella partita, oltre per la sconfitta, si arrabbiò, perché non era mai successo che lui non tirasse in porta. Cioè, quella partita veramente fu una perfezione tattica e tecnica, però avevano anche delle mancanze. Certo, fece un gol su un passaggio, perché poi bisogna anche dirlo, meraviglioso di Caglion, che tagliò tutto il campo e lui in scivolato un po' la Maggio col Palermo dall'altra porta, sì. entrò in porta. Ma io ho detto che Insigne è scarso, ho detto, siccome in Inghilterra valutano molto certe cose, ho detto potrebbe soffrire moltissimo un campionato con quelle intensità,
Tant'è vero che altri giocatori sono stati rimandati col pacchetto, e da qui spopolano, no? Per me era un caso assurdo che Salah era stato mandato alla Fiorentina prima e poi alla Roma, perché era una ira di Dio, poi è andato lì ed è un'ira di Dio. Domani annunciano Insigne al Tottenham, l'anno prossimo vince tutti i titoli immaginabili e io sono il primo contento, perché poi comunque il ragazzo è un ragazzo veramente esemplare, vive di calcio e famiglia e non gli si può dire nulla. Trovo sempre molto volgare quando viene insultato per altri, ma ha un impegno assoluto nella sua professione che è ammirevole. Punto. Io parlavo solo di un'intensità tale da mantenere. Loro giocano 50-60 partite a stagione, sono tante. Noi non arriviamo mai in Napoli a superare le 5, solo Benitez fece 53 e 59, non viene mai sottolineato, poi ci siamo fermati sempre a 48-50, un anno 51 con Sarri, cito a memoria, andate a controllare, con Mazzarri, ma poi 48-50, 48-50, che è diverso farne 60 o più, perché sono altre 10 partite che fa. Poi tra l'altro 48 uscendo maluccio dalle coppe. Vedremo, secondo me resta in Italia. Stellina ti dice, è una domanda personale, poi non è una domanda, ma una curiosità probabilmente. Amiamo la sua calma, dolcezza e compostezza. Può mostrarci la sua esultanza in caso di gol, ma come si fa a farlo finto? Non lo riuscirei a fare, cioè se non lo vedi dal vivo come fai? Ma innanzitutto che bel nick Stellina Napoli 90. Io l'altra volta vi ho detto che dentro il rettangolo di gioco, cioè dalle linee bianche in poi, posso accettare anche qualche esclamazione nostra, di altri tifosi, anche che uno possa negare che invece c'era un rigore, che non c'era rigore là. Fuori dal rettangolo di gioco, e soprattutto finita la partita, secondo me non è giusto poi avere un certo tipo di atteggiamento. In più, e poi ti rispondo che la presenza qui non è per fare il tifoso. Quando giocavo e quando non potevo vedere partite allo stadio, mi piaceva molto il modo di esultare, un po' lo copiavo di Maradona, che era quel salto, poi io l'ho visto dal vivo, era molto diciamo strabordante, ma anche molto intima, eccetera. Non pensate che mi strappi le vesti o semmai io non bisognerebbe dirlo, non bisognerebbe ammettere, ho pianto sia di gioia che di tristezza per le vittorie, per le sconfitte, però se dovessi scegliere, lo dissi una volta privatamente a Valerio, il pianto più bello che posso ricordare nel mio sport è stata nello sport la partita di addio di Oscar a Caserta, soprattutto per quelle parole che disse. Quella forse è stata l'emozione più grande, più di tutte, anche se era una banale partita di addio, quindi non c'era competizione, quando lui disse non me ne sarei mai voluto andare da qui, perché lui fu fatto fuori dai compagni, e vedere questo Marcantonio di 2,5 metri, poi ha avuto la Legione Olimpica, il più alto riconoscimento che uno sportino può, più di una coppa, più di una medaglia, fu una grande emozione. A me, non ti credo, non rimango, un bel gol, si poteva far meglio, no? La gioia è grande, ne parliamo con Valerio, no? Che poi nonostante tutte le porcherie che stanno facendo attorno al mondo del calcio, poi Mertens si fa quel gol il giorno che è morta, cioè pochi giorni dopo la morte della nonna, quell'emozione contenuta lì, e ti riconcilia proprio con la vita, con l'emozione che poi dovrebbe dare lo sport. Le emozioni nello sport sono una gran cosa se sono autentiche, perciò chiudo, io me la prendo quando qualunque tifoso poi incomincia a giustificare le porcherie, perché secondo me uno si dovrebbe semplicemente indignare e sentire tradito, perché invece le emozioni sono autentiche. Una persona non può decidere la differenza con altre cose a tavolino, adesso io mi emozionerò per questo uomo, per questa donna, per questa partita, e né puoi a volte decidere il contrario, cioè a volte le emozioni ti travolgono, no? Guido, un'ultima Sarebbe domanda. troppo bello dire io mi voglio emozionare, però non ci riesci, perché quella ti viene e basta. Scusate, ma la domanda era
No, era personale. certo, è chiaro. L'ultima domanda non la prendo dagli amici Bellini, lo capiranno, perché poi non ti faccio mai domande io, faccio parlare gli altri. Più che altro è l'introduzione di un argomento che mi sta molto a cuore e che probabilmente diventerà un video. Ho rivisto l'amico Walter Russo mi ha rimandato il gol che fece Cavani in amichevole contro il Barcellona, quella rovesciata, ti La ricordi? rovesciata, la rovesciata. Di quel Sì, gol, però, Walter sottolineava un'altra cosa. Maggio viene praticamente atterrato in scivolata, invece di gridare come un ossesso e cercare la punizione, si rialza e continua l'azione. Io sto vedendo progressivamente tutti, oggi me la sono presa anche con Di Lorenzo, anche con i nostri, quindi non è mai un discorso per gli altri. Non ce la faccio più a guardare il calcio dove si sfiorano, gridano come dannati. Magari lo hanno sempre fatto, però io ricordo anche un calcio fatto dai Davids, dai Puyol, da giocatori che tosti, non voglio arrivare a Puyol cantonare. stava continuando a giocare con un potto, era una cosa Puyol, veramente quando il Barcellona era più di un club, perché è una brutta caduta di stile il Barcellona che fa la Superlega. Puyol è quello che cazziava i compagni quando si buttano a terra, l'accendino. Bravissimo. Ma no, E no, secondo me il calcio ha preso una deriva pericolosa e bisogna cominciare a punire le simulazioni anche quando ci sta il contatto, ma tu gridi e ti rotoli per 5 minuti e vuoi portare probabilmente a una sanzione, è simulazione e per me è troppo grave perché sta diventando un altro sport. Sì, io ironicamente quando posso, quando c'è coerenza nell'articolo lo segnalo sempre, perché non mi piace. Anche oggi ho visto cadute veramente ridicole. Se ci dovesse capitare di avere il tempo di rivedere Juventus-Napoli 3-5, si vedono sempre gli highlight, i gol, eccetera, queste cose qui. Invece se riesci a vedere, se riesco a mandartela in digitale, te la mando io, la partita, ti basta vedere il primo tempo, più che i 3 gol, un Careca marziano, ti posso assicurare, la prima cosa che penseresti, dice, aveva ragione Guido quando me l'ha detto, com'è che la Juve ha chiuso il primo tempo in 11? Cioè solo nel primo tempo fu un massacro di botte da orbi, eccetera, manco ammoniti, eccetera. Non è Modi, ci state parlando, però io siccome c'era, me ne ricordo bene le partite, no? Se tu te le ho mandate in quei file per il video che poi farai con calma, dove c'è proprio la ripresa dal basso della punizione che prese il Napoli su Maradona, dove gli entrano in 2 sulle caviglie, ma Maradona prima di cadere saltò 2 o 3 uomini, che altro che, e poco prima c'è un'azione dove lui sta sul fallo laterale vicino ai distinti, dove lo prendono, lui nonostante è caduto si rialza e continua l'azione. Cioè prima i calciatori era quasi un affronto se tu andavi a terra, cioè mettere a terra un calciatore era ma venivano messi a terra, innanzitutto prendevano veramente dei calci terrificanti. Oggi, secondo me, io ricordo sempre quando si scontrano Bonucci e un altro giocatore, si vanno a terra, Insigne si mette Rocchi, fischia fallo, ma fallo di che? Cioè, però questo è un malvezzo che poi è la ragione per cui tu in Europa vedi gli altri andare in finale, perché poi l'attitudine a giocare il più possibile il pallone, a essere il più possibile propositivo, il più possibile offensivo, è chiaro che ti puoi fare la giocata magica alla Cavani che fa il gol con Lecce. Cito uno, su quello ci ricordiamo, ne ha fatti 104, lei, lo so benissimo Cavani, però per dire quel tipo di gol è quello. Quando tu ogni partita tenti tante volte l'azione, state sicuri che poi alla lunga sarai una squadra che lotterà certi traguardi, perché hai l'abitudine. L'errore che si fa nel calcio è vedere l'azione slegata da tutto il che è successo prima. E quello che è successo prima, la continuità, la qualità, prima non solo all'interno della stessa partita, hai fatto una bella osservazione, ma prima anche le domeniche prima, che ti porta che poi quella giocata ti è riuscita. Non ti è riuscita. Cioè, la giocata di Maradona della punizione, quella con la Juve, che è unica nel mondo, perché non abbiamo mai avuto una punizione
a manco 11 metri dalla porta con la barriera a 4 metri e mezzo. Infatti rimane un quadro, un acquerello, quella famosa punizione. Però ci sono tante situazioni nel calcio che sono frutto proprio della predisposizione di una squadra ad essere qualitativamente propositiva e delle squadre a essere endemicamente distruttive. Ecco, alla lunga, fatto sogli, errori arbitrali, eccetera, che mi interessa solo da studioso purtroppo, alla lunga vedete che poi determinate situazioni si ripetono, ma non con l'invidia, fortuna, loro là, si ripetono perché tutto lo sei guadagnato. Poi alla fine, vi posso assicurare, in qualunque sport, può vincere uno piuttosto dell'altro, che lì per lì, ma non vince mai una squadra, una società, neanche un tennista che non abbia la predisposizione per vincere. Tu non vinci perché è questo il grande errore che si è fatto in questi anni del Napoli. Se dovesse toppare la Juve noi saremmo pronti. Non abbiamo vinto, mi spiace. Perché? Perché tu devi avere comunque la predisposizione per vincere. Alla fine può vincere Agassi piuttosto di Sampras, però Agassi, che era un tennista, quindi il massimo dell'unicità, e sei singolo, eccetera. Ma Nick Bollettieri si mise, lo costruì per vincere. Dobbiamo lavorare sulla seconda palla, dobbiamo lavorare. Lui vinse addirittura, era un giocatore che giocava di fondo, non giocava a serve and volley. Però lui ci è arrivato a vincere determinate cose perché è stato non solo costruito tecnicamente, ma di testa. Nello sport tu vinci perché alla fine ci sono tutte le condizioni di società, di squadre, di allenatori per vincere. Non vincerai mai per caso, per culo, per fortuna. No? Che tu passi lì io ho vinto. Non esiste. Datemi un esempio. Poi puoi dire, mannaggia, in finale meritava più il Real Madrid piuttosto il Barcellona, ma sicuramente non ha vinto, che ti devo dire, il Porto, un'altra cosa. Parliamo di tutte società gloriose. E quindi queste cose qui hanno rovinato il calcio italiano perché hanno creato un sistema che è molto utilitaristico nella partita singola. Io mi ricordo un Cagliari-Napoli, che era Maran, eccetera, dove gli ultimi 18 minuti non si è giocato proprio, che poi segnò Milik su e loro si arrabbiarono perché poi volevano recupero del recupero. Ma io volevo dire, invece di arrabbiarti, me lo ricordo ancora che segnò, ho detto, voi non avete proprio giocato a pallone, non sei proprio niente, quello non è calcio, però ma lì non può cambiarlo né Valerio né Guido né Spalletti, lì dovrebbero cambiarlo tutti, cioè lì proprio, ma tutti, non solo in Serie A, che tu ti metti, ma noi abbiamo visto il sistema, cioè Zeman, non so se a qualcuno di voi è capitato, ovviamente siete tutti molto giovani. Zeman è uno che, per esempio, Insigne diceva, tua Fremma, la porta sta da quel lato, ritornava troppo indietro. Zeman, io mi ricordo quando l'Insigne stava a Pescara, alzati e gioca, è lui che si lamentava, infatti con gli arbitri mi hanno toccato il fallo, cioè lui e i suoi stessi giocatori rimprovava il fatto che stavano facendo un po' i piagnoni. Ma tu hai visto che fine ha fatto Zeman? È stato totalmente espulso dal sistema. Eppure Zeman è quello che ha regalato un sacco di talenti. Tu ti dici, ma che ha vinto Zeman? Sì, non ha vinto nulla, però che talento ha regalato Allegri? Niente. Quanti talenti dal meraviglioso Foggia, di Sivori, eccetera. Sivori, scusate, di Signori, lapsus, perché mo c'era... Poi questa gente che faceva giocare bene, giocare, perché tu devi giocare a pallone, a far fallo è molto più facile, a fare la giocata è più difficile. Però è un lavoro lungo che bisognerebbe riprendere. Cioè, c'era gente come Fascetti, per non citare sempre Zeman, che è un allenatore che ormai non ricorda più nessuno. Però non è solo Sarri maestro di calcio, era gente che insegnava il calcio, ma insegnava a stare in campo ai giocatori. Che è la cosa più importante. Grazie, perché Comunque, questo è quello che posso dare della memoria storica e anche il confronto con altri sport che comunque non conosco e non ho approfondito. Voglio ringrazio sempre per la pazienza. No, quale pazienza? Ringrazio Frank Parziale. Un ringraziamento a tutti, ci vediamo in settimana e grazie Stellina. Ho capito che Stellina metta la webcam, no, mentre c'è la partita,
ma quello lo lascio fare a YouTuber molto più esperti. Semmai un giorno, se sarà possibile, questo ce lo possiamo concedere, se sarà possibile, speriamo che le condizioni umane, sanitarie e sociali lo permettano, di vedere tutti insieme una partita proprio al San Paolo. Un giorno vi dirò perché, e non è un errore, ma sia qualcuno dice no, si chiama Diego Maradona. Io lo continuo a chiamare Stadio San Paolo, ma non oggi. Un abbraccio a tutti e grazie. Grazie Guido Gentile. Signori miei, allora andiamo a leggere un pochino di messaggi che mi sono sfuggiti. Voi dovete capire, voi capite, non c'è nemmeno bisogno che ve lo ripeto, come funziona YouTube e come funziona e come anche lo facciamo qua, perché non tutti gli YouTuber lo fanno allo stesso modo, quindi non è un problema. Questo è come lo faccio io. Cerco di dare soddisfazione a tutti e a volte ci riesco e a volte no, non fa niente. Allora, vediamo un pochino. Ti vogliamo bene e porti tanta fortuna. Beatrice Gabrielli, bravo. Grazie. Non razzismo, non discriminazione. Ok, ciao Guido, un abbraccio. Grande Guido, grande giornalista, non ti conoscevo, è stato un piacere. Vedi Carlo? Mi fa piacere anche. Tra l'altro ragazzi, se non l'avete ancora fatto, Guido Gentile piano sequenza su YouTube, troverete anche un video fatto con me dove abbiamo parlato di cinema e musica, e a brevissimo, appena avrò il tempo di montarlo, ci sarà un video su questo canale dove con Guido parliamo di calcio e cinema, anzi di sport e cinema, ed è secondo me molto interessante, però lo voglio tagliare bene, lo voglio far uscire bene ed editare. Allora, vediamo un pochino. 4-1 dell'Inter, grazie degli aggiornamenti ragazzi. Secondo me si sta apparecchiando quello che poi dicevamo, che appena ci sarà Inter-Juventus o Juventus-Inter, non mi ricordo nemmeno, proprio accomodatevi, quindi puntiamo sul Milan se dobbiamo puntare, o sull'Atalanta, non ci pensiamo nemmeno. Allora, vediamo un pochino. Su Twitter ha scritto bravo Gattuso. Chi? Una cosa che non fa mai. Chi? Soggetto, verbo e complemento. Volevo sapere da voi Bastoni sulla sinistra. Allora, a me Bastoni piaceva un sacco, nel senso le volte che l'ho visto, però cioè ha perso il posto per Marchizza. Non so, perché non seguo lo Spezia, quindi non so se ha avuto un abbassamento di prestazioni o non sta bene fisicamente, non lo so. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. Saluti da Fortaleza, amici bonitignos, diciamo, che poi qui significa un'altra cosa, e allora fa niente. Cute, nice, Belligni. Allora, domani analisi tattica è chiaro, lo sai benissimo. Valerio, l'Inter che lascia la vincere ci credo molto. Tu dici di no? Poi ci vediamo, poi ci vedremo, perché non è una questione di lasciare vincere, God, l'abbiamo spiegato bene. È questione che non ti rompi le gambe. Poi i rapporti tra le società bisogna vedere, perché alla fine, quando si parla di Superlega e di cose varie, le squadre fondatrici, no? Sono rimaste queste qua: Real Madrid, Barcellona, Juventus in primis. Se magari l'Inter vuole dare anche simbolicamente, no? Mandare un messaggio, dice no, noi siamo diversi, allora magari fai anche una partita gagliarda, cioè ti fai sentire con i giocatori, perché ripetiamo quello che abbiamo, la premessa: non solo sono i giocatori che vanno in campo, è come la società ti porta ad una partita, è come l'allenatore la sente, è come un allenatore si mette nelle orecchie perché questa è una partita importante. Ma faccio un esempio vicino a noi: il Cagliari contro il Napoli. Il presidente, nelle interviste, il presidente del Cagliari ha sempre detto: i giocatori devono sentire la partita contro il Napoli perché i tifosi ci tengono moltissimo, e credete, fa la differenza, si impegnano di più, magari c'è anche un premiuccio sotto banco, che ne sai. Stasera un'altra live infatti tra un pochissimo, ragazzi, tra pochi minuti me ne devo andare, ma non credo che potrò andare live su Instagram. Voi però seguitemi, perché se vado all'improvviso è una questione che la festa privata di ieri non è la festa privata di oggi, ma vediamo un po' se posso, vediamo un pochino. Voglio De Paul, pure a me piace tanto, Antonio, con lo stemma del Manchester City.
Giuseppe, allora su Instagram ieri sono andato live, tutto musica, 20 minuti di soundcheck e quindi puoi sentire così. Su YouTube, youtube.com/valeriofluido come là, e è il canale mio musicale, quindi ti ringrazio dell'interessamento. Dicono che ADL ha fatto i complimenti a Gattuso. Ah, questa è la cosa. E potrebbe questo fare il paio con quella notizia non notizia dei complimenti che ADL fece ad Italiano, ricordiamoci, notizia strana che andava confermata, non lo so, queste microspie negli spogliatoi, eccetera, eccetera. La spensieratezza di Osimhen, Francesca, che bellezza. L'altruismo di Osi sul gol di Lozano e sottolineare poteva tranquillamente la sua prima tripletta. Hai ragione, Edi, hai ragione, ha preferito servire, ma io lì, insieme all'altruismo che ho sottolineato, magari lui ha pure pensato io ce l'ho sul sinistro e faccio più bella figura se la do a Lozano, che arrivando poi magari è anche decisivo e devastante, e invece di magari sbagliare, perché scattano queste cose secondo me. Comunque teniamoci l'altruismo, teniamoci la doppietta e teniamoci la crescita. Salernitana in Serie A, avevo letto questa cosa qua e dove sta? Mi sono perso il messaggio, penso che era sempre Beatrice. Sì, voglio capire che cosa farà Lotito a questo punto. Altra questione che dobbiamo approfondire. Mio zio è di Manchester, quindi una forte simpatia per il City, squadra che non sta simpatica proprio a tutti. Vabbè, il City, in realtà il City storicamente era meno del Manchester United. Manchester United storicamente era più importante. Tifare per il City era tifare per il City. Poi sono diventati anche loro una superpotenza mondiale con soldi che escono dalle orecchie, quindi ovviamente le simpatie non sono per tutti. Così. Allora, attenzione che Conte ha il dente avvelenato. Io lo spero, Massimo, ma non basta solo Conte. Tutta una serie di cose si devono incastrare per vedere una partita vera. Poi la partita vera tu la puoi vincere o la puoi perdere, la partita vera, tra due squadre che hanno giocatori forti in campo. La partita vera. Quando non è partita vera, un po' l'episodio, un po' il contrasto, magari ci vai un po' più blando, cartellino giallo, eccetera, eccetera, lo sai. Ci vuole Vignato. De Paul non lo scrivo più. Danny Vignato, sì, sta riecheggiando un po' questo nome ultimamente. Vediamo cosa farà da grande il Napoli. Ciao Gianni. J Fox, stai salutando Gianni, va bene. Vi do una news a Salerno, sarà dei Fratelli della Valle. Ah, vedi, e qua si ricollega alla questione di Lotito. News importanti di cui non so dettagli. Lo so che non c'è niente, da domani è la festa della mamma, quindi auguri alle mamme belline e alla neomamma Rita Pavone. Eccola là, sta nascosta perché si è nascosta anche. Eccola, hai ragione, è neomamma, hai ragione. Nel video di domani, quelli di mamma mia già li ho anticipati, ma nel video di domani dobbiamo rendere conto a chi è giusto così. Allora, sai come deve andare la cosa? Stasera la Juventus deve vincere, il Milan perdere punti oggi e con l'Atalanta. Vabbè, io ho fatto il quadro delle gufate, ragazzi, sta sul canale, vediamo un pochino se va a buon punto, a buon fine. Non lo so. Insigne lo vedo un po' scarico, forse mi sbaglio. Non ti sbagli, Antonio, ne abbiamo parlato. Insigne ha fatto degli ottimi recuperi difensivi, ma ha sofferto un po' il pressing fortissimo dello Spezia, e comunque è fisiologico, cioè non parlerei nemmeno di partita sbagliata o che ha giocato male, è meno brillante perché è stato brillante per tutto il campionato ed è stato fondamentale per tutto il campionato. È una flessione logica accennata che potrebbe essere, dato che comunque non si riposa mai ed è sempre titolare, e quindi possiamo Gattuso out che mette sempre Insigne titolare, poi voglio vedere quali altri invece lo lasciavano partire dalla panchina quando si parla della gestione delle cose, e ci sono dei giocatori che sono titolari punti e basta, come in tutte le squadre. Quanto è fuori giro non lo so, amico mio, però la caviglia ti fa male, distorsione, potrebbe essere una settimana, un paio di settimane. Atleti, se ce lo facciamo noi
per 3 settimane non mettiamo il piede a terra. Quindi forse, io spero che lo possiamo vedere magari per l'ultima partita, ma magari riprende subito. Comunque, questione di differenza reti, siamo a più 39, Juve a più 36, partita in meno, ma loro hanno Milan, Sassuolo e Inter, siamo sopra a parità di punti. Sulla differenza reti, giusto, e poi se la differenza reti dovesse essere uguale, conteranno i gol fatti, e credo che siamo in vantaggio sui gol fatti anche, credo. Allora, deve vincere l'ultima, non è ancora matematica la Salernitana. Bella gufata, hai tirato. 5-1 Inter, mi dicono, e quindi praticamente, cioè, proprio a legittimare la vittoria, meritato lo scudetto, adesso si possono rilassare. Penalty di... ha segnato pure Pinamonti, niente di meno. Sanchez, Gagliardini. Bah. Auguri a tutte le mamme d'Italia. Antonio Logatto, avevo letto Gaito, ho sentito dire da un giornale Sky che ci sono ottime possibilità di non vedere la Juve in Champions causa Superlega. Sì, amico mio, sei iscritto al canale tra l'altro, perché sei passato qui a caso, che ne abbiamo parlato ampiamente. Iscrivetevi al canale. A quanti like stiamo? Perché ho uno spottino da farvi vedere, ragazzi. A quanti like stiamo? Su, forza. A quanti like stiamo? Aggiornamento like. Aggiornamento like. $434. Arriviamo a 500, perché è uno spottino che non può arrivare sotto ai 500 like, niente di meno. 4-1 con lo Spezia, non facciamo manca 500 like, è proprio una mortificazione. È una mortificazione incredibile. Dai, arriviamo a 500, perché mo quelli nuovi che sono arrivati adesso e non lo sapete, dite a Valerio che il messaggio è stato mandato via Twitter da ADL a Gattuso, quindi è sicuro e pubblico. No, io parlavo di quello che invece, i complimenti che aveva fatto ad Italiano, che non erano sicuri e pubblici. Il messaggio da DL, perché oramai sì, silenzio stampa, però lui twitta, e sinceramente non è manca che sia silenzio stampa. Allora, vedi Gaetano, pure tu. Allora ragazzi, mettiamo in chiaro una cosa, arriva un momento, TVB a te, arriva un momento ragazzi, io magari ho delle reazioni anche forti, perché perché sto in famiglia, e quando stai in famiglia con tuo fratello, con tuo cugino, con tua sorella, ci si afferra, e ci si afferra quando ci si vuole bene, perché non ti aspetti delle cose, eccetera eccetera. La crescita di questo canale è stata progressiva e costante. Nella crescita progressiva e costante, essendo organica, la maggior parte delle persone che si sono affezionate a me e a questo canale la pensano come me, ma non a livello calcistico, la pensano come me a livello culturale, di saper campare, eccetera eccetera. Di conseguenza, per me è naturale sentirmi in famiglia nella community e scambiarci frasi e commenti e considerazioni come se stessimo veramente in famiglia. Di conseguenza non sono abituato agli haters e ai troll. Non sono abituato, e in questo momento che abbiamo sfondato gli 8000, l'algoritmo si sta muovendo, stanno arrivando molti più troll, i famosi trolls, e insomma commenti di gente che vuole rompere i coglioni, oppure, ma in generale, perché comunque credo che la crescita possa dare fastidio a qualcuno, ma lasciamo perdere questo discorso. È qualcuno che semplicemente la pensa diversamente, qualcuno che mi vuole provocare, va benissimo. La mia reazione, perché la sto spiegando che a volte è pure spropositata, è perché non sono abituato, perché fino a mo' sono stato, capito, tra i cuscini di tutta gente che sa campà e così, e lo vedete poi nella chat, no? Che la chat reagisce da sola, i TVB partono spontanei quando vengono a provocarci, e vabbè. Però questo vi volevo dire, che stiamo crescendo, e quando si cresce così all'improvviso devo io imparare a gestire così queste cose ed evitare proprio, perché perdiamo tempo.
Il saper campare è importante, dico, è importantissimo. C'è uno che vuole, sì, ma vedi, ma perché aumentano, è così, è giusto. Un pistacchio ai trolls. I moderatori si fanno il culo, ma dovreste solo ringraziare il servizio della trasmissione. Ah, Valerio i moderatori, pensavo che fosse rivolto a me. Valerio i moderatori, dovreste solo ringraziare il servizio della trasmissione che ci offre ogni volta, da parte mia e penso di tanti. Grazie tanto. Sì, Sergio, ma io ringrazio te, con te ringrazio veramente tutti quanti, cioè veramente tutti quanti, ma stiamo parlando proprio su 8.000, che ne saranno, 5 o 6 che ogni tanto si affacciano, solo che aumenteranno quelli nuovi e quindi devo essere io pronto. Va benissimo, non ti preoccupare. He came on my recommended and I'm in the UK. YouTube is doing him good. You see what I mean? My friend, that's exactly what I was trying to tell all the people, that the algorithm is moving. So more people are coming and they're not all, people that actually like me. There's also people that don't like me, people that don't know me. So they come and they're like, they provoke me, but I should just ignore it. Come vedete è uscito raccomandato anche in Inghilterra, così vuol dire che si sta muovendo tutto, abbiamo distrutto YouTube. Signori miei, 500 like non fa niente, lo spottino ve lo meritate lo stesso. Dove sono? Che anno è? Dirà che è presidente! Bla 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 bla. Non ne ho idea! Sono un paio di settimane che tenevamo questo spottino pronto io e Giuseppe Argento, perché volevamo, ed è tornato al gol, potrebbe risultare importantissimo per questo finale di campionato, ragazzi, è importantissimo. He knows English, why don't he carry? Because, my friend, if I keep speaking in English, it's gonna be me, you, and 4 other people. All the 8,000 that are following me, they don't know English. Not everybody, at least. So I would lose half of my people just when I start to speak English. And you can tell by the comments, what did he say? I don't understand. So unfortunately, I cannot do it. I should have started in English and kept going in English, but I didn't. So. E fatemi, per chiudere il discorso di prima, Gaetano ci dice: io non sono nuovo, sono un iscritto da quando Steve tu e io. E allora, prima di tutto, dici una cosa falsa e inesatta, che io faccio parlare solamente quelli che pagano. Dici una cosa falsa e inesatta. Quando Steve quando Steve tu e io, quindi dall'inizio dovresti sapere che non è proprio così e che mi sono fatto un culo tanto per rispondere a tutti. Gaetano Tammaro, che invece è un nome che io, che ho una memoria cattiva, la memoria fotografica me la ricordo, ti ho visto commentare parecchio poco negli ultimi tempi. Evidentemente sei un Gattuso out e non ti sei più presentato. Non fa niente, Gaetà, ce ne faremo. Gaetà, calma Gaetà, diceva Bombolo con Enzo Cannavale. Calma Gaetà, è portafoglio, la schedina nel portafoglio. Quindi non ci siamo capiti, non fa niente, non posso andare d'accordo con tutti. Conferma io che si muove, e vorrei dire ai trolls: Valerio è troppo home per voi, a noi ci rimbalzate. I new trolls, tra l'altro aveva detto qualcuno prima. Vale, c'è un ragazzo americano, forse inglese, che ti fa Napoli e fa dei commenti molto lunghi e approfonditi, secondo me dovresti invitarlo. Amico mio, se parli di Napoli Talk è Domenico e l'ho già invitato in passato, è stato uno dei miei primi ospiti ed è bravo e fa l'analisi tattica anche live dopo la partita, però ovviamente lo fa in inglese. E lo invitai già, quando però non eravamo famosi, stavamo solamente io e Gaetano. Meglio i new trolls.
Amico mio, ha detto che voi vi dovete imparare l'inglese, che è meglio per me. I understand that, my friend, but it doesn't work like that. Thank you, by the way. Thank you a lot. If you follow me on the other social media platforms, like on Instagram and on the other stuff, I do music, actually, and soccer commentary is another thing. But I do music and I do that in English. Allora, vediamo un pochino. Oh, il loco, quando parla con inglese non mi ricordo. Ah, c'era anche Baby, ma lo so, ma figurati, non c'era solo Gaetano, va benissimo. Gaetano, sono una poveraccia e Valerio mi legge sempre. Don Gaetà, lavaggio, asciugatura e stiratura. Il canale in inglese si chiama Napoli Talk, Napoli Talk, che in inglese si dice talk. In realtà la L diventa muta, Napoli Talk, esatto. You speak English come se niente fosse, Sarracina, ma purtroppo quando abiti fuori lo devi fare, lo devi imparare assolutamente. Una notizia degli uccellini da darti negativa come poche, ma veramente negativa, ma proprio tanto per dare un indizio, una di quelle cose che tutti pensavamo che stavamo bene, ma... Marietto, esprimiti. Ma la fase difensiva, Pino Toc. Ieri ho avuto un'illuminazione, non ho avuto l'illuminazione, suonare musica e ritornare alla musica dal vivo mi ha fatto venire una voglia. E nel concludere la canzone fase difensiva, che era nata come un'idea, come un giro di basso, con tutte le rime della fase difensiva, cose oltre offensive, eccetera, eccetera, mi è venuta un'idea più completa e totale, fare un pezzo diverso. Ci vorrà un po' più di tempo, però lo voglio fare bene. Allora, Always, hai mai pensato di cambiare nome al canale in Valerio Fluido da New York? No, vabbè, non mi sembrerebbe, perché poi diventa quasi una cosa da influencer. Comunque questo è Caffè Napoli. Loro, gli amici Giuseppe Fontana e Antox, mi affidarono il canale Caffè Napoli, che era già stato creato. In realtà non era attivo, ma era già stato creato, quindi io mi sono appoggiato qua. Voi lo sapete che sono Valerio Fluido e tanto mi basta. Allora, vediamo un pochino. È portoghese, no? Telefunken, diceva Vittorio. Ma lo Spezia che squadra è? Imbarazzante. Gabriele, lo Spezia è imbarazzante. Fino a mo' ha ricevuto solo complimenti. L'italiano gioca benissimo, la squadra con giocatori scarsi ha fatto molto bene. Mo' ha vinto il Napoli 4-1, è imbarazzante. Quando abbiamo perso non andava bene, quando bevi che devi suonare. Allora, per i gol fatti, ci dice Paolo Merenda con una bellissima foto di Maradona, 78 meglio di noi solo l'Atalanta, 79, addirittura migliore dell'Inter, 74. Ma i numeri dell'Inter sono confermati anche dopo il 5-1? Chiedo. E poi ovviamente l'Atalanta deve giocare, altri 5-6 gol li fa. Però sì, ragazzi, abbiamo fatto tanti gol. Stevo pure io quando c'è stava età, vedi tutti quelli della vecchia guardia che giustamente. Camilla D'Arco, abbiamo speranze per la Champions visto le partite delle altre. Camilla, la speranza è l'ultima a morire, noi abbiamo fatto il nostro dovere oggi. Parte il gufaggio assoluto, dobbiamo però continuare a fare il nostro dovere e non deve essere non dobbiamo né cantare vittoria né pensare che è impossibile, è fattibile. Onestamente mi ha fatto piacere molto la vittoria di oggi, anche perché vittoria netta, che era importante per dare, perché questi sono fragili mentalmente, ragazzi, non ci dimentichiamo, e quindi quando sono fragili mentalmente, dopo lo stop con il Cagliari poteva esserci un contraccolpo psicologico, e quindi è importante che non sia avvenuto, anzi ci siamo pigliati il pallone, abbiamo giocato a pallone, abbiamo segnato di squadra facendo muovere bene Osimhen, dai, è stata una bellissima partita, veramente importante vincere oggi. Tu chi vorresti per il dopo Gattuso? Dici sia un nome realistico che un tuo sogno. Allora, un mio sogno
dovendone scegliere uno che realistico, di sogno, Klopp a me piace tanto come figura, come personaggio, come uomo, come tattica, mi piace tutto. Non so come sta messo con l'italiano, non so come in Italia si possa destreggiare, mi piace Klopp tanto. Nome realistico, io ripeto, si sta facendo lo Spalletti out prima ancora che arrivi. Onestamente, se devo scegliere tra un emergente, uno che è giovane, uno che si sta affacciando adesso, e Spalletti, nonostante si dica, ma adesso si deve dire sempre questa cosa, adesso distrugge gli spogliatoi, io vorrei vederlo Spalletti al Napoli. Però senza il bavaglio. Voglio vedere tutta una serie di allenatori, ma senza il bavaglio. E poi dopo, se fa male, diciamo Spalletti out, ma qual è il problema? Uè, Fabietto, hai ragione, sto ancora qua, in realtà altri 5 minuti e scappo perché altrimenti faccio tardi. Sì, il Ciuchi di tornare al gol è importantissimo. No, Inter 74 non aggiornati, quindi l'Inter non ha altro pari. Benissimo, scattano su Sarri, non è realistico, per me no. Per me non è realistico, nel senso che non capirei la scelta di Sarri di tornare indietro in una squadra dove ha fatto benissimo e dove è difficile che faccia meglio di quando se ne andò, sinceramente. Poi magari viene, magari decide che gli piace tornare a Napoli. Lo vedo difficile, sinceramente. Però qualcuno è sicurissimo, come erano sicurissimi di Sarri alla Roma, e gli si fanno gli errori. O ragazzi, si dicono quello che si dice e poi ho sbagliato. Non posso esprimersi, va benissimo Marietta, a dopo. Amica mia, non lo so se lo posso fare perché ieri era più un ambiente rilassato, oggi è un pochino più, i tempi sono più serrati. Non so se posso farlo, però ci provo. Amore, ultimi like e arriviamo a 500. Dai ragazzi, a quanto siamo arrivati? Non vi siete nemmeno goduti, secondo me, bene il... Dove sono? Che anno è? Dirà che è presidente! Bla 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 bla. Non ne ho idea! Io col ritorno al gol di Lozano sono più fiducioso che il Napoli possa fare, perché doveva riprendersi e speriamo bene ragazzi, speriamo bene che se il Napoli si riesce a qualificare in Champions distruggiamo veramente YouTube, perché vi devo togliere un paio di soddisfazioni, un paio di sassolini dalle scarpe. Meno 10 like si può fare ragazzi, dove sono i vostri like? Io mi rendo conto che ci sono i troll. Qualcuno si è dimenticato, e lo so, perché stavate lì, stavate godendovi la live, c'è la chat davanti, stai da cellulare, leva un attimo la chat e ti rendi conto che ti sei scordato di lasciare il like. Capita a tutti. Poi ci sono i trollacci, quelli che vengono solamente a controllare, a vedere, ma mo che dice, magari dice una cosa sbagliata, registro la live e poi lo incastro. No, semplicemente sono numeri di gente che passa anche per caso, ma va bene così. Lasciate il like, lasciate pure il dislike, non fa niente. Spottino per Osimhen. Simo, ma tu mo ti sei iscritto al canale? Ma veramente fai? Ah, tu mo ti sei iscritto al canale. Dopo Lozano l'esercito dei disfattisti aveva colpito di nuovo. Ma qualcosa non andò secondo i loro piani. Il nostro biglietto d'uscita da qui
Spalla di tifo. Victor stava tornando. Più forte di prima. Molto più forte. Modalità attaccante veloce. Attivate. Iron Man. Osimhen Resurrection. Bottino offerto da Giuseppe Argento. Perché sì, io non vedevo l'ora di farvi vedere quello su Lozano, ma oggi più che mai è Osimhen. Osimhen, Iron Man. Che soddisfazione. My friend, for real, please follow me on Instagram at Valerio Fluido, at this. Follow me on Instagram so we can talk a little bit about soccer in English, because I like to know what you think about Serie A and all the things. I like it. Thank you so much. Devo fare la live non con Gentile ma con Gaetano Caputo. Sì. Faremo una serie di live anche approfondite, ragazzi. Quando non ci sarà calcio giocato ci divertiremo, ne vedremo delle belle, faremo live fuori tema, ci divertiremo, ospiti, arrevotiamo. Saluti dalla Germania, da Daniele, un abbraccio. Frank Parziale, grande, love it. Frank pure sta qua dietro l'angolo. Comunque siamo in 8. Siamo arrivati a 100. Vai, bravi tutti. Miglior spottino sarà sempre quello dei fazzoletti. Mi fece un sacco di risate. Spero di non doverlo postare mai più. Portaci al vino, il giornalista più tifoso del Napoli. Always. Lo farò. Sono in trattative, diciamo. È in programma. Osimhen. Già capisco fatto questa sua esultanza. Mertens, trama distorsivo alla caviglia, si dice ritorni per l'Udinese, speriamo bene. Sei un grande, comunque non mi sono iscritto ora, è solo che non ti seguo assiduamente. Benissimo Simo. No, figurati, io a volte dopo è scontato che stanno sempre tutti quanti live, la gente te ne pure che fa, e quindi qualche spottino può scappare. Giovanni 94, Geox Vani, in realtà no Giovanni, ma va bene, basterebbe solo un terzino sinistro e la conferma di Rino. Tu confermeresti tutti in blocco, però ricordiamoci che dobbiamo anche sostituire Maksimovic. Tu dici, vabbè, ma quello non serviva. No, bisogna comunque la casella in caso che. Poi c'è il discorso Koulibaly, c'è il discorso Fabian da capire, c'è il discorso portiere da approfondire. Ci sono delle cose da fare, ragazzi, perché non è tutto automatico che poi confermi Gattuso, terzino sinistro e hai vinto. Purtroppo non è così. Però l'impianto è buono e si può. Ecco perché io non cancello a priori Spalletti, perché Spalletti il 4-2-3-1 lo conosce bene. Certo, lui l'ha sfruttato anche magari con Totti, falso 9, un modo di giocare diverso. Il modulo non basta, bisogna vedere come li metti in campo e cosa gli chiedi. Poi avevo letto un altro messaggio che diceva: il prossimo allenatore deve saper sfruttare bene Lozano e Osimhen, e su questo non c'è dubbio, ragazzi, su questo non c'è dubbio. Signori miei, siamo arrivati a 2 ore, abbiamo raggiunto 510 like rotti, ma come rotti? Prendi oggi, prendi domani, se ne è rotto uno, non fa niente. Vi voglio bene a tutti, anche a quelli che non se lo meritano, a loro in verde coi pistacchi, a voi un affetto reale, un augurio a tutte le vostre mammine
che vi vogliono bene, che vi hanno creato, belli, simpatici, brillanti, napoletani, tifosi del Napoli, magari non napoletani e seguite lo stesso, ma siete simpatici e brillanti, siete carini, siete belli, fondamentalmente siete bellini. Vi voglio bene, vado a faticare, sono contentissimo di come è andato il weekend, di come sta andando il weekend, ma siamo solo all'inizio. Domani approfondimento tattico, cominciate a seguirmi su Instagram perché mi sto muovendo anche lì su fare delle cose, e pure su Twitter, e perché no? A questo punto anche su Twitter. Vi voglio bene, perdonate se non ho letto tutti i messaggi, ma cioè, il tempo quello è, i messaggi quelli sono, alle volte arrivano, alle volte non arrivano, alle volte uno ci riesce, alle volte uno non ci riesce, alle volte ci sono pure dei messaggi che non mi piacciono, che sono scortesi e non li leggo, ma ci ricordiamo che siamo comunque a casa mia. Magari sarebbe anche importante ricordare questo, ma comunque un bacio da New York. Valerio Fluido è tutto, sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net, e magliette, le cose, insomma, valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa, alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema. Ciao.